La prima relazione, tenuta dalla professoressa Adriana Vignazia dell'Università di Vienna, che è autrice di opere sull'influenza di D'Annunzio nella cultura austriaca, ha scritto anche un volume sulla storia dell'Italia negli ultimi 150 anni, che ci parlerà della battaglia di Caporetto nella stampa austriaca. Come ricordavano ieri il Presidente, il Professor Labanca e la Professoressa Mazzol stamattina, questo convegno, una delle particolarità di questo convegno è quello di essere organizzato in collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Vienna, e questa è una collaborazione che nasce da lontano, che si è sviluppata lungo questi ultimi decenni con proprio la professoressa Manzol come una dei protagonisti, e devo dire che è stato visto anche da noi dell'Istituto sempre come un omaggio anche alle origini austriache in fondo dell'Istituto. Dopo la fondazione napoleonica, la rifondazione austriaca di Ferdinando I nel 1838, voglio dire, vedo anche questo convegno in qualche ideale continuità con questa radice molto importante, fondamentale dell'Istituto. Ecco, do subito la parola quindi Va alla bene, professoressa. grazie. Ringrazio i presenti anche per l'invito. Mi scuso già adesso perché probabilmente leggerò un po' in fretta per rimanere all'interno dei 30 minuti, però nella seconda parte abbiamo delle immagini da vedere, quindi probabilmente il ritmo sarà un po' meno veloce. Va bene, in questo contributo io analizzo gli articoli di tre quotidiani viennesi rappresentanti le tre maggiori correnti politiche di allora: la Neue Freie Presse, la Reichspost e l'Arbeiter Zeitung, nonché le riviste illustrate Das Interessante Blatt e Salomon Sport e le riviste satiriche Muschetti e Chicchirichì. Giornali e riviste erano all'epoca il canale privilegiato per la diffusione di informazioni e opinioni e presentano diversi tipi testuali in linguaggio verbale o iconico a seconda del pubblico a cui erano rivolte. Ho preso quindi in considerazione sia le corrispondenze di guerra che i testi considerati più genericamente letterari, corredati o meno da materiale visivo, perché sottoposti tutti a severa censura perseguivano lo stesso fine di orientamento dell'opinione pubblica a sostegno della guerra. Due osservazioni preliminari. La prima riguarda i progressi fatti dalla fotografia e della tecnologia degli apparecchi per la fotodistanza, usati per completare la cartografia, ma anche per fotografare battaglie e quindi per produrre fotografie dinamiche degli avvenimenti bellici che erano sempre più richieste. La seconda riguarda l'aumento di volume e importanza del materiale visivo per fini di propaganda, voluto dal nuovo direttore del Kriegspressequartier, Oberst Wilhelm Eisner Bubna, che cercò di diffondere all'interno e soprattutto all'estero, nei paesi neutrali, un'immagine dell'Austria e della guerra da lei condotta, alternativa a quella presentata dai paesi dell'Entente e soprattutto diversa da quella della Germania a cui veniva sempre accomunata, salto l'organizzazione della censura. Comunque, prima di analizzare lo stile e gli argomenti delle corrispondenze su Caporetto, vorrei accennare alla griglia tipografica del giornale e alla posizione di queste notizie in quanto indicano la rilevanza loro data. Nei quotidiani Neue Freie Presse e Reichspost essi occupano fin verso il 10 novembre le prime pagine. L'apparenza di oggettività dell'informazione viene costruita da un sapiente gioco di voci diverse. Dalla colonna di sinistra in neretto si leggono in genere i bollettini di guerra ufficiali, austriaci e tedeschi, con le scarne informazioni delle località conquistate, il numero dei prigionieri, dei pezzi di artiglieria, dei depositi o magazzini presi. Nella seconda colonna notizie di varie agenzie straniere, tra cui anche la Stefani, disposte in modo da evidenziarne la contraddittorietà, seguite dalla reazione della stampa straniera, dei commenti dei vari parlamenti dei paesi belligeranti e non, e quelli neutrali, e poi dalle corrispondenze di guerra e dai commenti che si rifanno spesso alle notizie dall'estero. La Neue Freie Presse aggiunge in terza pagina le cartine delle zone del conflitto. Abbiamo quindi a che fare con un dibattito dai molteplici filtri, quello delle censure, dei giornalisti e dei giornali.
Nonostante i molti punti in comune, ossia i bollettini di guerra, la struttura dei testi basata sull'antitesi, il ricorso a stereotipi ormai classici del nemico italiano e la tesi ripresa dal manifesto dell'imperatore ai miei popoli, ossia che la monarchia sia vittima di una aggressione e debba difendere i propri territori, e per la Neue Freie Presse, la Reichspost e Illustriertes Blatt, la tesi del tradimento dell'Italia alleata per 30 anni. Ecco, nonostante tutto ciò, le corrispondenze mostrano una certa diversità legata all'orientamento politico del quotidiano. Adesso la Neue Freie Presse. La Neue Freie Presse è il giornale di maggior prestigio della monarchia e rappresenta la corrente liberale. Le sue corrispondenze sono minuziose, ricche di riferimenti storici, non sempre in funzione legittimante. Sono redatte in un tono professorale, ma è anche emozionale e retorico, o ironico e accusatorio a seconda dell'argomento. Nei primi commenti alla notizia dello sfondamento del fronte si percepisce un certo imbarazzo da parte di chi scrive per via della presenza tedesca, giustificata però con la presenza data per certa di inglesi e francesi tra le file del nemico e spiegata con la tardiva dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania e con un'insinuazione anche, cioè che l'Italia volesse lasciarsi un'uscita di sicurezza. Probabilmente si sentiva la contraddizione tra l'aiuto tedesco e il presentare il nemico superiore appunto in forze ed armamenti, ma sempre inferiore nel combattere. Questo imbarazzo viene sublimato nell'idealizzazione del rapporto di fedele alleanza contro l'inaffidabilità degli alleati dell'Entente. Infatti, 2 giorni dopo ci si chiede dove restino gli aiuti promessi dagli alleati, mettendoli così in cattiva luce. Si crea quindi un'antinomia, fedeltà e affidabilità sintetizzate in Nibelungen Treuen, pregi del mondo germanico, in contrapposizione a inaffidabilità e calcolo, difetti del mondo mediterraneo. Tuttavia la Neue Freie Presse tende a differenziare, per esempio a proposito del discorso parlamentare del 24 ottobre del ministro della guerra Giardino, in cui si dice, cito, il patrio suolo italiano è invulnerabile, la Neue Freie Presse risponde, cito, nessuno voleva vulnerare, quindi ferire l'Italia, il suo governo però ha colpito gli alleati con la guerra per derubarli di possedimenti legittimi e da tempo ereditati, e indica tra i responsabili della guerra il re Vittorio Emanuele, considerato un debole che ha ceduto alle richieste della strada, e qui devo dire che il tedesco von der Gasse è un'espressione di disprezzo antidemocratico. Poi i ministri Sonnino, portavoce della volontà di Londra, e Salandra, a cui non si risparmia l'ironia di essersi votato al santo sbagliato. Qui appunto devo spiegare cosa vuol dire. Il riferimento è al discorso del sacro egoismo di una nazione pronunciato 3 anni prima in Parlamento, e il gioco di parole si basa sul doppio significato di sacro e di santo del vocabolo tedesco heilig. E poi da ultimo gli intellettuali interventisti, in primo luogo D'Annunzio. Si adduce anche come motivo della dichiarazione di guerra il bisogno di revanche dell'Italia, perché si fanno l'elenco di tutte le sconfitte subite da Custozza a quelle appunto in Africa. Quindi l'Italia, adesso che l'Austria, la monarchia era aggredita, si sente in dovere di attaccare, pensando che la guerra sarà in questo caso una passeggiata. Il 27 ottobre si rende merito nominandolo a Otto von Belo, il generale che aveva concepito e organizzato l'offensiva, definendola un atto di geniale arte della guerra e lodando l'uso razionale dell'artiglieria, dei lanciafiamme e delle bombe a gas, la perfetta coordinazione delle azioni, in antitesi allo spreco di risorse, alla mancanza di piani per la difesa e alla fuga disordinata delle unità italiane. Una grande differenza di mentalità risulta invece nei commenti alla destituzione di Cadorna. La Neue Freie Presse, che lo chiama sempre Conte Cadorna, ne loda la metodicità, pur criticandone l'ostinato perseguire una strategia dispendiosa e senza successo. Le sue accuse alle truppe sono interpretate come una mossa politica, ossia come l'unico modo per rendere plausibile al fronte interno la disfatta. L'inaspettato crollo del fronte rinforza la speranza di una possibile uscita dell'Italia dalla guerra e nelle supposizioni affiorano stereotipi nazionali. Per esempio, un francese o inglese avrebbe un'impennata di orgoglio e vorrebbe resistere. Un italiano, invece, già contrario alla guerra, non avrebbe la forza di resistere a lungo. L'offensiva viene quindi chiamata Friedensoffensive, cioè offensiva per la pace. Stereotipi si ritrovano anche nella descrizione dei prigionieri.
Gli italiani sarebbero, cito, teatrali, chiassosi, vivaci come sempre, quasi allegri. Le loro espressioni sembrano dire: a noi la cosa non importa più niente, per noi la guerra è finita. Riprendendo il manifesto di Franz Josef, l'avanzata nella pianura veneta è accostata alle campagne vittoriose di Radetzky e del Granduca Albrecht, e il tempestivo arrivo del giovane imperatore Karl nelle zone liberate è presentato come un ritorno alla legittimità, sancita dalla benevola accoglienza della popolazione rimasta. Spicca quindi l'antitetica concezione dello Stato: da una parte la nazione intesa come popolo unito da una lingua che vuole riunire in un solo Stato i parlanti della stessa, dall'altra lo Stato multinazionale che ritrova la sua unità nella persona del monarca, a cui sono legati per diritto ereditario i territori e per un rapporto di lealtà personale i popoli, anche se di lingua diversa. Con il proseguire e poi l'arrestarsi dell'offensiva, il discorso della Neue Freie Presse diventa manipolativo e persuasivo, cioè si nutre la speranza di una pace separata, con le notizie di frequenti sommosse tra le file dell'esercito e nella popolazione, ma soprattutto per, cito, la mancanza di una preparazione adeguata da parte italiana per resistere sul Piave. La Reichspost. La Reichspost era il quotidiano di indirizzo cristiano-sociale e aveva un programma conservatore e monarchico, posso dire anche con tratti antisemita e con frequenti accuse di massoneria allo Stato italiano. La sua corrispondenza è stringata e pragmatica, ma con maggiore polarizzazione, il tono emozionale e sarcastico, frequente il ricorso a stereotipi e a generalizzazioni. Tra le tecniche di esecrazione del nemico, la Reichspost ricorre sovente allo smascheramento dei discorsi ideali del nemico. Per esempio, nell'articolo "Se Trento e Trieste venissero liberati, il destino dei radenti". Ecco, in questo articolo si riportano i calcoli che il deputato Grazia Dei avrebbe fatto nel 1915 sulle tasse introdotte da introdurre per far fronte all'enorme debito di guerra. Il 37% era supportato dai benestanti, il 63% dai proletari. Ci si aspettava un nuovo gettito proveniente da Trento e da Trieste. E quindi i liberatori sarebbero degli sfruttatori e per di più dei ceti più poveri. Riprendendo ora il già citato discorso del ministro Giardino, la Reichspost lo commenta in un articolo dal titolo "I presentimenti del ministro della guerra italiano", ma lo cita un po' diversamente, rendendolo appunto ridicolo. Per esempio, il patrio suolo italiano è invulnerabile, e poi, in caratteri spaziati, la guerra può essere decisa da un quarto d'ora di mancata resistenza. L'articolo è senza commento, ma l'effetto è assicurato dal titolo. Più diretto e astioso l'attacco Sonnino. Il signor Sonnino continua a ripetere come un pappagallo il suo motivo irredentista, dove appunto Herr Sonnino, in tedesco, per un barone, ministro e presidente del Consiglio, è una denominazione decisamente sprezzante, soprattutto in un mondo molto rispettoso delle gerarchie e dei titoli nobiliari. E poi molti sono i punti in comune con la Neue Freie Presse, soltanto che appunto la Reichspost mette ancora in rilievo la lunga e accurata preparazione notturna dell'attacco, avvenuta senza che il nemico se ne accorgesse, accusandolo così di prolungata mancanza di attenzione. Anche la Reichspost difende l'operato di Cadorna, riversando però le responsabilità della sconfitta sul governo e sugli esecutori della sua volontà, incapaci e irresponsabili. Cito: "Si può dire che le truppe italiane sono state sacrificate dall'incapacità dei loro generali". Il rimprovero di troppa cautela nella sua strategia di avanzamento diventa qui un pregio, avendo egli riconosciuto i limiti dell'esercito ai suoi comandi. Delle città occupate la Reichspost si limita molto nelle informazioni storiche, preferendo esporre la loro importanza economica e strategica, e riprendendo il parallelismo con le offensive vittoriose di Radetzky e del Granduca Albrecht, lo estende agli imperatori Maximilian e persino a Carlo Magno, per comprovare l'inferiorità militare degli italiani nei secoli. Molto presente è la figura dell'imperatore, generoso con le popolazioni delle zone occupate, mentre esplicita la condanna dello Stato nazionale definito, cito, "l'eresia politica più pericolosa del XIX secolo". Di tono persuasivo e manipolativo il commento settimanale riassuntivo sugli eventi del fronte.
Le previsioni sono di una vicina uscita dell'Italia dalla guerra perché il suo esercito, cito, ormai formato da truppe raccogliticce, non avrebbe più speranza di risollevarsi. Più avanti si attribuisce la resistenza all'arrivo delle truppe alleate, subito sminuite perché sarebbero composte da neri, senegalesi o asiatici, mandati dalla Francia a svernare in Italia per via del clima più mite. Chiaramente una notizia del genere non allarmava, soprattutto se si aggiungeva che la popolazione locale ne era oltremodo infastidita e quindi disposto a salutare gli austro-tedeschi come liberatori. L'Arbeiter Zeitung. Ben diverse sono le corrispondenze di guerra dell'Arbeiter Zeitung, organo del Partito Socialdemocratico. Impegnato a portare avanti un discorso di pace che voleva fosse, cito, senza annessioni o pagamento di riparazioni, il giornale non partecipa alle euforie di quei giorni. Il suo focus restano i problemi dei ceti lavoratori in Austria e all'estero, dichiarando che, cito, i successi militari consolano ma non risolvono i problemi sociali. Dal 26 ottobre si leggono in prima pagina senza commento i bollettini di guerra austriaci, tedeschi e italiani. Però dalla loro disposizione e scelta si direbbe che il quotidiano cerchi di fare della controinformazione. Mentre altri quotidiani annunciano la ripresa in 48 ore di quanto era stato conquistato in 2 anni e mezzo, la Z calcola che per ogni chilometro quadrato di territorio era costato 5.400 vite umane. Un primo commento lo si legge il 30 di ottobre e sorprende per il tono neutrale, la mancanza di polarizzazione o dalla ricerca dei responsabili, perché la guerra, secondo la Z, è la conseguenza dell'imperialismo italiano. La stessa disposizione alla ricerca delle cause la si ritrova nella corrispondenza di Hugo Schulz, per esempio quando il 20 di novembre tenta una prima valutazione complessiva della disfatta italiana, analizzandola da tutti i punti di vista, sia strategico-militare che psicologico, senza illudersi sulla possibilità di una pace separata contro il volere dell'Entente. La corrispondenza diventa un po' emozionale solo alla presa di Gorizia, cui si riconosce un'importanza morale perché gli italiani avevano festeggiato in toni trionfalistici la sua conquista. Non gioca nessun ruolo in questo tipo di commento la giustificazione storica, né la presenza dell'imperatore avrebbe un particolare significato simbolico. L'attenzione è sempre rivolta alla popolazione. Per esempio in Cormons il quotidiano ricorda un gruppo di cittadini filo-austriaci che, fuggiti gli interventisti, si sarebbero fatti incontro alle truppe austro-tedesche denunciando le angherie degli arditi. A Udine, Ugo Schulz riflette sugli effetti della propaganda bellica italiana. Osservando i numerosi quadri e immagini ritrovati nelle case della borghesia cittadina, ne deduce che, cito, si è lasciata nutrire di leggende che da noi farebbero ridere i polli. E ne prevede un amaro risveglio quando si sarà finalmente capito che, cito, dietro questa guerra sta il frasario nazionale, ma nessuna vera necessità nazionale, nessun bisogno di difendere la patria e il focolare domestico. Una guerra di conquista della megalomania nazionale non è una guerra di popolo. La destituzione di Cadorna e le sue accuse alle truppe non vengono anche la destituzione e le sue accuse non vengono direttamente commentate. Piuttosto si dà la parola ai prigionieri italiani in Udine che alla notizia si sarebbero scandalizzati e lamentati della scarsa attenzione del generale ai bisogni delle truppe. Però una valutazione poco lusinghiera di Cadorna se la si legge nel già citato articolo del 20 novembre. Nella seconda metà di novembre Lazzetti, invece di pubblicare supposizioni sulla probabile uscita di scena dell'Italia, riporta lunghi bollettini di guerra italiani che parlano degli attacchi sferrati, dell'uso di bombe al gas lacrimogeno di prigionieri, in contrapposizione a quelli austriaci o tedeschi che tacciano quasi di questi eventi. Le riviste. Mentre la maggior parte dei quotidiani era allora priva di immagini, queste si ritrovano in abbondanza nelle riviste settimanali o mensili al fine di illustrare, documentare o suscitare emozioni ben calibrate a seconda dell'obiettivo da raggiungere. Das Interessante Blatt, una rivista illustrata di grande diffusione, rivolta a un pubblico piccolo borghese, aveva un programma politico conservatore e monarchico come quello della Reichspost, ma l'uso di parola e immagine era piuttosto moderno e la fotografia, soprattutto per la sua presunta oggettività, si imponeva all'attenzione prestandosi ai fini della propaganda.
I commenti su Caporetto sono fortemente polarizzati, emozionali, animati da uno spirito di rivalsa attribuito, cito, allo sdegno dell'uomo della strada per il tradimento dell'Italia. Rivalsa per aver rifiutato ripetute offerte di pace dal dicembre del 1916, per aver messo in dubbio insieme ai membri dell'Entente la capacità degli imperi centrali di sferrare un'offensiva. Solo la settimana successiva si differenzia tra il popolo, ingannato e mandato morire a centinaia di migliaia, e, cito, la criminale ambizione di un esiguo gruppo di persone al potere. Su questo discorso si inseriscono le fotografie in funzione di commento. Guardando adesso, spero di non perdere troppo tempo, ecco, guardando il primo fascicolo del 1° di novembre, si vede proprio in prima pagina un pezzo dell'artiglieria di grosso calibro che sparerebbe su postazioni italiane. La foto non è chiara, ma normalmente non si facevano vedere le proprie armi, né si rendeva riconoscibile alla loro collocazione. La foto è quindi simbolo di forza e dell'offensiva in corso. All'interno è interessante la disposizione sull'articolo Gli imperi centrali contro l'Italia. Si inizia con una piccola foto dell'imperatore che batte un chiodo sull'Aquila di Ferro a Bressanone. Ecco, questo è un antico uso che era poi invalso anche durante la Prima Guerra Mondiale, cioè si batteva un chiodo su un tronco d'albero o su altro per raccogliere fondi a sostegno delle truppe. Quest'uso si legava appunto a un'antica credenza per cui il chiodo era una specie di ex voto, quindi l'imperatore ringrazia per grazia ricevuta. Nella pagina successiva verso il filo. Ecco, nella pagina successiva si vede l'imperatore qua, in visita delle truppe, quindi il capo dell'esercito, e quindi è una storia che si dice prima appunto batte il chiodo, visita le truppe, e poi si vede qua la fotografia della valle di Tolmino. Tolmino è qui ripresa dalla parte dell'Austria verso l'Italia, cioè nel senso della direzione di marcia, ed è una fotografia cosiddetta una fotografia documento. E infine l'ultima, riesco a ingrandirla un pochettino, ecco, una fotografia cosiddetta dinamica perché dovrebbe mostrare un attacco, cioè una battaglia in corso. In realtà non si capisce bene se questa fotografia sia effettivamente stata fatta durante la battaglia o sia piuttosto un'esercitazione, perché il fotografo deve stare in posizione alta e anche fuori dalla trincea, quindi un po' esposto, e poi c'è luce, e il martellamento era cominciato nelle prime ore del mattino, come dice von Bela nel suo diario. La scelta però risponde alla richiesta di foto dinamiche e coinvolgenti negli ultimi anni della guerra. Nelle pagine successive le fotografie accompagnano l'avanzata, mostrano case distrutte, mostrano case distrutte dal fuoco austriaco, e qui il vallone di Plezzo. E poi appunto l'ultima fotografia è quella dei prigionieri. Cerco di ingrandirla perché praticamente si dice, forse è la prima di questa quantità di prigionieri, si dice che sono un numero senza fine, e è anche stata fatta in modo da riprenderli lontani e in basso, tranquilli, distanziati, cioè praticamente ormai dà l'impressione questa gente che esce dalla guerra. Più classiche invece, statiche, sono i ritratti. Questa è grande, però di questa fotografia che è poco chiara vorrei solo fare vedere l'atteggiamento appunto dignitoso con cui vengono rappresentati i generali della parte austriaca. Qui è Van Below, Kraus, Erzherzog-Eugen, Krobatin e Boroevich, cioè le loro fotografie con tanto di decorazioni mostrano appunto la dignità di queste persone. Queste foto sono in antitesi, abbiamo due gallerie di ritratti, da questa parte qui sono i bravi, dall'altra invece sono gli italiani, cioè i cattivi, e si vede per esempio qua, si vedono qua Cadorna, Porro
e Pecori Girardi. Sono in una posizione assolutamente non marziale, rilassati, e la didascalia dice: il quartier generale, detto dalla stampa italiana, gli organizzatori della vittoria. Qui accanto appunto D'Annunzio, che viene nelle didascalie detto il poeta della vittoria italiana, più sotto il generale Cappello, l'abbiamo già vista questa fotografia, ed anche questa è poco marziale perché non ha quasi decorazione, per di più una mano in tasca. Mentre invece più dignitoso è il Duca d'Aosta, lo si mostra appunto con le sue onorificenze. Questi sono due generali, Foch e un generale inglese. Quindi abbiamo appunto l'antitesi dei ritratti. Ecco, quest'altra fotografia invece è la fotografia, una fotopropaganda, nel senso che si vede qui l'imperatore che distribuisce cibo. L'interessante di questa fotografia è appunto che le persone che vanno a prendere il cibo distribuito sono donne o bambini, cioè sono elementi poco sospetti, e quindi si lasciavano fotografare. Sono anche donne e bambini, sono quelli che curavano praticamente il contatto con le truppe. Ecco, questa è una fotografia non dall'interessante Splat, ma da Sport Salon, e la presenza dell'imperatore in queste foto è molto più, in questa rivista anche molto più alta. Infatti la rivista è per classi elevate, soprattutto aristocratiche, e quindi le notizie dal fronte, ma le notizie appunto che riguardano la classe aristocratica sono più frequenti. Ecco, ancora un'osservazione sulle distruzioni. Ecco, le foto che mostrano distruzione hanno un doppio valore. Se la didascalia dice opera del fuoco austriaco, è una chiara manifestazione della propria forza e del danno subito dal nemico durante la ritirata, e sono tantissime queste foto. E sono invece atti di deprecazione quando mostrano i danni causati dagli italiani in città riconquistate, per esempio Gorizia, oppure a chiese, la chiesa di San Leonardo in Lavantal danneggiata, oppure sono un'accusa di perfidia quando si mostrano chiese trasformate in deposito di munizioni, e questo in risposta al fatto che l'Europa aveva chiesto di non bombardare le città d'arte. Comunque hanno valore di trofeo, queste sono denominazioni che io ho dato. Le fotografie delle città riconquistate hanno il senso di mostrare le città che si conoscevano. Per esempio c'è il ponte di Cividale visto dal Natisone, oppure una città, questa è un'altra, una città, la città di Udine con le macchine degli austriaci. Cioè sono foto che sostituiscono gli articoli storicizzanti delle altre riviste. Fotopropaganda, appunto quella che abbiamo visto dell'imperatore, e questa invece è una foto di un argomento tabuizzato, cioè queste sono molto scarse, sono le foto che mostrano i morti esseri umani oppure animali, e sono normalmente italiani. Quindi qui ne vediamo appunto un paio che sono proprio senza onore, senza sepoltura. Quindi un disprezzo della vita umana, quindi può essere soltanto appunto il nemico. Mentre invece si cerca di come dire, sublimare, di elaborare il lutto in altre fotografie, cioè per esempio in riviste come Edelweiss si portano sempre le fotografie dei membri morti in battaglia, ma sono fotografie uniche, quasi a esorcizzare la morte di massa nelle trincee. Quindi sono fotografie uniche dove c'è persino disegnato un prete che dà i sacramenti. Un altro modo per esorcizzare appunto la morte di massa sono le fotografie e i progetti degli Heldenfriedhof, cioè i cimiteri di guerra. Ecco, qui abbiamo praticamente un rendere conto e giustizia al fatto che si muore in tanti in trincea, però è ancora una morte dignitosa e ricordata appunto dignitosamente.
Ecco, la differenza tra Sport und Salon, Illustrierte Zeitschrift e appunto l'interessante Blatt è appunto l'essere destinato a classi più elevate, e qui diciamo che la guerra ha meno spazio. Infatti le fotografie sono decisamente distaccate dai testi. Innanzitutto, se sono fotografie di guerra, noi si apprende soltanto dalla didascalia di che cosa si tratta, mentre invece se sono nel testo queste foto fanno un pochettino da sfondo, per esempio, a testi di letteratura. Ce n'è uno che racconta la storia di un intagliatore tirolese che in Italia venne derubato, poi torna in Austria, lascia le sue cose a un nipote, questo nipote appunto devolve l'eredità in un credito di guerra. Però è importante una frase in questo testo che dice: i tirolesi sono saliti sulle loro montagne con le armi e le portano in questo paese tanto bello ma dal cuore tanto brutto. Ecco, adesso saltiamo a altre riviste, cioè alle riviste satiriche. Ho scelto soltanto tre immagini. Ecco, forse avevo ancora un'osservazione prima della rivista satirica. In quest'ultima fotografia il fotografo fotografa se stesso, cioè praticamente è come apporre una firma a questo lavoro. Siccome era importante ed era nuovo, allora appunto qui abbiamo una foto di se stesso come una firma del lavoro. Comunque, tornando alle riviste satiriche, ho preso tre fotografie da tre riviste. Una è Muschete, una rivista elegante di indirizzo monarchico tedesco nazionale per impiegati, funzionari di Stato e militare, e l'altra, l'ultima, è quella di Chicchirichì, più democratica e rivolta a ceti sociali borghesi. La sua veste grafica è meno elegante, il linguaggio molto più rude. La prima immagine mostra la reazione di una parte degli ambienti militari alla proposta di pace senza annessioni e pagamento delle riparazioni. Il testo qua sotto, la didascalia, è in un tedesco però colloquiale, cioè ha una varietà un po' dialettale. Io traduco in italiano standard. E qui i soldati dicono: vorrei davvero saperlo, se noi, come si dice, dobbiamo cedere il Sud Tirolo agli italiani, per qual motivo lo abbiamo difeso sanguinosamente per 2 anni e mezzo? Ecco, la seconda diciamo grafica e rappresenta molto bene, secondo me, lo spirito dell'avanzata. Noi vediamo Radetzky, infatti si dice sulle orme di Radetzky, e sotto una poesia tratta da Grillparzer, e qui appunto la quantità di soldati che avanza, però festeggiando. E dice: per stupidità e vanità ci siamo divisi. In quelli che tu guidi alla battaglia rivive un unico spirito. La terza e anche ultima, vorrei prendere questo e ecco, è il genere manifesto di morte. Ce ne sono tanti, ce ne sono anche alcuni dell'Italia. Il testo è di Chicchirichì ed è decisamente cinico, infatti si basa su questo gioco di parole. Irre vuol dire pazza e Denta, e resta in questa trasformazione un nome femminile, però chiaramente irredenta sono gli irredentisti. E qui appunto si annuncia la morte dell'irredentismo. Il testo dice: a chi condivide gli stessi pensieri, a tutti gli amici della defunta, in particolare ai folli di ogni tipo dell'Entente, ai sostenitori della Grande Serbia, della Grande Romania, ai furiosi panslavisti, agli inglesi germanofobi, ai revanscisti gallici da manicomio, agli strambi americani, comunichiamo per questa via che la nostra paziente per lunghi anni, la povera pazza, dopo lunga malattia, paralisi progressiva, da noi sopportata con pazienza e proprio negli ultimi tempi con un evidente benessere, euforia, il 24 ottobre improvvisamente, in modo per lei inaspettata, colpita da un ictus, ha ceduto alla sua follia. La sepoltura della defunta ha avuto luogo nel grande cimitero centrale italiano dell'Isonzo, in una fossa comune per mancanza di spazio. Il primo requiem è stato celebrato sul Monte Santo, il secondo in Gorizia, il terzo in Udine.
Se ne celebreranno altri, se desiderato, in Treviso, Vicenza e Venezia. Firmato appunto Freier von Hartz, direttore della Casa di Cura Austria, che era lo Chef del Generalstab austriaco, poi von Borowicz e Below, medici curanti, e in nome dell'inconsolabile parente Vittorio di Savoia, pure lui in cura in quanto sofferente e poi in clamer di paranoia. Con questo ho finito e ringrazio dell'attenzione. Grazie di questa relazione che ci ha dato così una percezione chiarissima della diversità delle varie posizioni all'interno dell'opinione pubblica austriaca, con l'elemento comune, quello così dell'irrisione del nemico. Mi va anche in mente la relazione di ieri di Daniele Ceschin sull'idea che l'Italia aveva anche di sé, del soldato italiano che aveva di sé, e poi ovviamente anche sulla legittimità del conflitto. Passo ora alla discussione, la rimandiamo alla fine della sessione. Passo ora a dare la parola al dottor Paolo Gaspari, studioso e fondatore della casa editrice nel 1993 che porta il suo nome, che ha condotto sul tema del quale oggi ci parlerà una ricerca lunghissima per oltre 20 anni, recuperando ben 16.000 memoriali di ufficiali che hanno partecipato alla guerra. Lo invito quindi a prendere subito la parola. È una questione di memoria. Noi siamo qui oggi a fare uno sforzo di memoria, evidentemente. Noi italiani, nel cercare la nostra identità, abbiamo due strade. Una è la strada di cercarla nei fenomeni nei quali noi abbiamo eccelsi: la cucina, la pizza, Italy, le trenette, non so, i bucatini, dove c'è Barilla c'è Patria, oppure la moda. Vediamo su la moda di Dolce & Gabbana, di Valentino, l'identità veste Prada, l'identità la mamma, le 1000 bellezze d'Italia, delle 1000 patrie, delle 1000 piccole patrie. Oppure dobbiamo cercarla nell'epica del nostro risorgimento e della nostra prima guerra mondiale, perché sono gli aspetti con i quali noi siamo diventati italiani. Noi siamo una delle ultime nazioni dell'Europa occidentale ad avere una patria, assieme alla Germania. E la prima guerra mondiale è il completamento del processo risorgimentale. E quindi dobbiamo vedere questa che è l'unica delle guerre per l'unità nazionale che abbiamo vinto da soli. Non so se ci sono degli interventi che mi hanno preceduto o che seguiranno, che parleranno di come la vicenda di Caporetto è stata trattata nei libri di scuola italiani, nei libri per le scuole medie, per le scuole superiori. Io sono andato a vederne un 3-4 di questi libri, a vedere come è trattato Caporetto. Il libro di testo, in fondo, che cos'è? È la sintesi della storiografia che viene travasata nell'insegnamento per i futuri cittadini, e quindi una specie di, come si potrebbe dire, di precipitato della storiografia dell'Italia repubblicana. È quello che alla fine ci troviamo nella scodella. Ecco, quello che io ho visto scritto su Caporetto, a parte che non c'è più il racconto, i libri di testo oggi hanno abbandonato il racconto, che è l'essenza poi della storia. La storia è racconto, oltre che ricostruzione dei fatti. E quello che c'è scritto su Caporetto si rifà a una storiografia di mezzo secolo fa, di 50 anni fa. E nessuno di noi andrebbe da un dentista e si farebbe curare con la parte, diciamo, scientifica di 50 anni fa, no? Nessuno si farebbe neanche visitare da un medico che si rifà a concetti scientifici di 50 anni fa. Per la storia invece sì, soprattutto per la storia di Caporetto. Io oggi vi racconterò
questo processo che mi ha portato a svelare questa perversione della cultura italiana. Praticamente quello che c'è scritto sui libri di testo non è vero, cioè non è l'accaduto, è l'immagine di Caporetto che alcuni intellettuali si sono fatti e hanno trasmesso ai compilatori dei manuali ad uso scolastico, ma non è quello che è accaduto. Per cui noi abbiamo i futuri cittadini di questa Repubblica che si stanno formando sull'ignoranza di quello che è accaduto. Come è potuto succedere una perversione tale, di questo genere? Vi rifaccio anche l'intervento che mi ha preceduto poco fa. Questa qui è una guerra in cui non è una guerra che vince l'esercito, è una guerra che vincono i popoli. E in questa guerra qui noi abbiamo dei popoli che la perdono perché crolla il fronte interno per quanto riguarda la Germania, per quanto riguarda la Russia, per quanto riguarda l'Austria anche, perché nascono le patrie, nasce l'Europa delle patrie e quindi questo impero autocratico e multietnico crolla, perché doveva crollare nel 1948, è riuscito a sopravvivere mercé tutta una serie di condizioni di un certo tipo, dal punto di vista militare, e naturalmente fa rallentare tutta la storia europea, la dissoluzione dell'Austria-Ungheria che doveva accadere proprio nel 1948. Quindi crolla l'esercito francese, non crolla la grande Francia, Repubblica, Stato nazionale da 500 anni. Crolla però l'esercito che a un certo punto si ammutina in massa, ci sono 62 divisioni che si ammutinano, partono per Parigi sui treni e vengono bloccate per miracoli, ci sono circa 600 condanne a morte, 40 eseguite, ma da quel momento lì i francesi dicono non si va più all'attacco, rimaniamo a difendere le trincee, però non chiedeteci più nulla di andare all'attacco. Quindi crolla anche l'esercito francese. L'unico che non crolla è quello italiano e non crolla neanche il popolo italiano. Abbiamo sentito una professoressa stamattina che citava le frasi, la professoressa Mogavero, che citava le frasi di Piero Pieri, ma ci sono anche le frasi di Rosario Romeo, ci sono le frasi di decine di storici che dicono che quella guerra fu l'unico momento in cui c'è stato l'amalgama fra le classi popolari e la borghesia e tutto il popolo italiano ha tenuto botta. E quindi è decisivo. Ma perché è decisivo? Per una ragione molto semplice. Il professor Galli della Loggia, in una brillantissima definizione, dice: poche cose, come il comportamento in guerra, contribuiscono a formare l'immagine di un paese non solo agli occhi degli altri, ma anche ai suoi propri. C'è stato poi anche un generale che pochi conoscono, ma è il padre dell'aeronautica moderna, il generale Douhet, che dice, uno dei più lucidi commentatori della Prima Guerra Mondiale: la patria non domanda ai suoi soldati di farsi uccidere, ma di vincere anche a costo di farsi uccidere. Sembrerebbe una frase banale, in realtà non è così banale. Allora, noi ci troviamo di fronte a questi studenti, guardate, che io ne ho lette migliaia delle loro relazioni, sono studenti aspiranti ufficiali di 19 anni o sottotenenti di 20 o tenenti di 21. Teniamo conto che ci sono questi qui che fanno carriera, arrivano a 23 anni a comandare dei battaglioni. Faccio un nome pertanto, Emilio Lussu, ma c'è anche un altro padre della patria che si chiama Ferruccio Parri, ce ne sono diversi altri, insomma. Ecco, e comandante di un plotone vuol dire 50 uomini un plotone. E quando si esce all'attacco è questo aspirante di 19 anni che esce per primo, per dare l'esempio. È il sottotenente di 20 che dietro l'ordine del capitano esce e fa seguire da questi soldati. Quindi quel 24 ottobre, quel 25 e quel 26 nei giorni seguenti ci sono questi studenti, guardate, sono gli stessi studenti del nostro risorgimento, perché l'inno nazionale nostro è stato scritto da uno che aveva 21 anni ed è morto a 22, e tutto il risorgimento è fatto in genere da ragazzi di 20 anni. Le guerre tutte sono fatte da ragazzi di 20 anni. L'età media dei morti della Prima Guerra Mondiale sono 24 anni. Quindi questo ci deve far riflettere. Quando noi raccontiamo la nostra memoria, raccontiamo la memoria dei giovani dell'epoca e la raccontiamo ai giovani di oggi. E se noi non diciamo la verità ai giovani di oggi, facciamo un danno di etica civile e di senso di noi stessi terrificante. Allora,
ci sono altri. Il presente, dice Gastone Breccia, per citare un altro storico giovane e recente, il presente dice è una trama di memorie e la grandezza dei popoli sta spesso nel modo di interpretare e onorare i valori del proprio passato. Lee Dell'Art, questo grande storico militare inglese, la forza di una nazione è quella che si manifesta nelle battaglie. Allora, noi l'abbiamo iniziata questa guerra, come vi dicevo, per compiere l'unità nazionale. Io penso a Ippolito Nievo, di cui io ho pubblicato 25 anni fa, un libro curato da Marcella Gorra, tra parentesi, che è Venezia e la libertà d'Italia, rivoluzione politica e rivoluzione nazionale, in cui Ippolito Nievo cosa prospettava? Dice, per fare l'unità nazionale, lui parla dopo Villafranca, per fare l'unità nazionale dobbiamo fare un esercito di contadini. Allora noi abbiamo due aspetti. A Curtatone Montanara abbiamo gli insegnanti che portano al fuoco gli studenti. Ne muoiono 160 di questi studenti insegnanti. Nella prima guerra mondiale abbiamo gli studenti, che sono diventati allievi ufficiali e ufficiali di complemento, che portano al fuoco chi? I contadini. E questo è il processo della nostra formazione di identità. I contadini, le masse rurali italiane sono diventati italiani con la prima guerra mondiale perché prima non lo erano, non si sentivano, il senso di patria loro non lo avevano e l'hanno incominciato ad avere nel momento in cui hanno pagato questo prezzo altissimo in vite umane e in sacrifici, perché le guerre l'hanno fatte i contadini, le masse rurali, non gli operai, che erano talmente pochi, erano esattamente 600.000, poco più o poco meno sono stati tenuti per produrre nelle fabbriche quello che serviva. Dunque, allora a un certo punto quindi bisognava ricostruire cosa era veramente accaduto a Caporetto. Erano andati persi tutti i diari di reggimento e di brigata che in genere sono la base dal punto di vista della storia militare per ricostruire cosa succede in una data situazione, perché e praticamente cosa si potrebbe dire? Si potrebbe dire che fino a 15-20 anni fa tutti i libri su Caporetto si basavano su altri libri o su resoconti di testimoni, ma non su fonti d'archivio. Non su fonti d'archivio. Nonostante che l'archivio Principe, che è l'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito, dove è conservato tutta la storia militare del Regno d'Italia e poi della nostra storia, è stato aperto nel 1990, però nessuno è andato a vedersi queste carte e per cui la battaglia di Caporetto non è stata ricostruita con le fonti militari, è stata costruita con altre fonti, per cui a un certo punto abbiamo la battaglia di Caporetto ricostruita secondo le fonti politiche, la battaglia di Caporetto secondo la storia economica, secondo la storia sociale, la storia culturale nel senso che si sono presi per attendibili i racconti degli ufficiali letterati, che sono una parte, neanche di prima linea, degli ufficiali combattenti. Però si è lasciato fuori tutto quell'aspetto che serve per ricostruire una battaglia, che sono gli aspetti di storia militare. Anche la storia militare stessa è stata espunta dalla storia dell'università e quindi gli insegnanti che si sono formati nell'università non si sono formati neanche con le nozioni di storia militare. Se voi chiedete a un insegnante di liceo o di scuola superiori quanti uomini ha un battaglione o quale grado è un aiutante di battaglia, lui non ve lo sa dire, ma anche tanti storici non sanno chi era l'aiutante di battaglia, a che grado corrispondesse. Allora non si sono ricostruiti i fatti, quindi si è generata una gara interpretativa a Caporetto in modo consono all'ideologia di quel momento storico o al momento in cui uno pensava di sapere quello che è successo a Caporetto. Ecco, però la storia praticamente opera spesso in modo paradossale. I soldati e gli ufficiali che erano in linea erano il cosiddetto capitale umano, quello che noi tanto oggi, cioè come Italia, ci siamo anche salvati con questo capitale umano fino adesso non più. Però questo qui non aveva voce in capitolo, anche se i documenti c'erano. Io 15 anni fa, per ricostruire una piccola battaglia di retroguardia, sono andato all'archivio centrale dello Stato, scusate, all'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito, e ho visto questi 16.000 memoriali degli ufficiali prigionieri. Io non so in Germania, ma penso che 16.000 memoriali di
di una guerra. Sono memoriali che vanno dalle 2-3 pagine fino a 40-50 pagine, con gli schizzi a colori di tutte le fasi, certe volte, del combattimento. Non esista in Europa un oceano di racconti, una raccolta così ricca. Quelli di Pieve Santo Stefano, che è l'altro grande ente che raccoglie le testimonianze, ne ha 5.000, ma riguardano tutta la storia d'Italia e per la gran parte sono di parte contemporanea. Quindi 16.000 punti di vista di soldati combattenti, quasi tutti di prima linea, su quello che è successo in tutta la guerra. Di questi 16.000, circa 7.000 sono quelli che riguardano Caporetto. Io ci ho messo anni per fare le fotocopie e poi le fotografie di tutti questi memoriali, poi uno l'ho avuto, sono tutti manoscritti, uno a uno ho incominciato a metterli vicino e sono riuscito a ricostruire in qualche modo quello che è successo. Ma perché l'esercito aveva chiesto questi memoriali? Perché vedete, l'esercito affidava gli uomini a degli ufficiali che, se anche se erano di complemento, poi potevano diventare di carriera, quindi voleva essere ben certo che a chi avesse affidato i propri uomini, costoro non fossero né vigliacchi né incapaci né incompetenti, e quindi gli faceva fare queste relazioni che sono molto, molto minuziose. E queste relazioni raccontano tutto quello che l'ufficiale aveva visto dal 23-24 ottobre fino al momento in cui è stato fatto prigioniero. Molti sono stati fatti prigionieri anche 10-15 giorni dopo. Quindi c'è tutto questo racconto. E con questo uno riesce a ricostruire la storia quasi ora per ora, segmento per segmento, vedendo naturalmente l'altra operazione che ho dovuto fare è stata quella di vedere le relazioni di combattimenti austriache e le relazioni di combattimenti tedesche, confrontando le relazioni di combattimento dei reggimenti che avevano di fronte e poi soprattutto anche vedere gli interrogatori della commissione d'inchiesta. Ma gli interrogatori della commissione d'inchiesta sono circa 5.000, quelli su Caporetto, proprio di quelli che c'erano lì, sono poche centinaia, e vengono interrogati tutti, dal duca d'Aosta fino al soldato semplice vengono tutti interrogati. Quello lì ho fatto il confronto, quindi ho visto anche chi diceva le bugie, perché naturalmente confrontando le fonti ti accorgi chi ha un po' tirato la coperta verso di sé. Praticamente l'emozione che uno prova quando trova questa qui non era mai stata utilizzata, era stata utilizzata, guardate questo fondo, solo per Gadda. Infatti era l'unico che io ho trovato spostato fuori posto con le graffette, anzi si usavano le spille, era una nuova, quella lì era una spilla nuova, quello di Gadda aveva la spilla nuova. Ecco, le altre erano tutte ruggini perché non erano mai state aperte, mai state aperte. Allora, ho trovato quella di Piero Pieri, fatto prigioniero, di Gadda, di Gino Damerini, grande personaggio della storia veneziana, di Ardito Desio, di Manlio Brosio, grande, di Ugo Luca. Allora vi racconto solo questa, perché questo di Ugo Luca è talmente enorme. Ugo Luca è un sottotenente dei carabinieri, combatte il 25 perché fa uno sbarramento sotto Luico, vabbè, adesso è inutile che vi dica, sotto il Mataiù per intenderci, e dopo fa la ritirata, partecipa alla battaglia di Cividale, viene fatto prigioniero proprio a Cividale, e dopo la guerra Ugo Luca, per darvi un'idea di questo personaggio, diventa un membro dell'intelligence italiana, viene mandato nel Dodecanneso, uccide con lui stesso un bandito greco o turco che era lì, e poi viene mandato nell'intelligence in Turchia e prende il nome, per tutte le operazioni che fa, di Lorenz dell'Anatolia. Ritorna in Italia, mi fidano dei comandi di carabinieri, va anche in Spagna, prende 2 medaglie d'argento nella prima guerra mondiale, aveva preso, ne prende un'altra in Spagna come comandante dei carabinieri in battaglia. Nell'8 settembre fa operazioni di spionaggio per gli americani oltre le linee e riesce a far passare una serie di personaggi che dovevano fare degli attentati oltre le linee. Quando il bandito Giuliano uccide 8 carabinieri nel 1949-50, cosa fa il governo di allora di Scelba? Manda in Sicilia Ugo Luca, che ormai è generale, con 1500 carabinieri e 500 poliziotti. È la più grande spedizione per ristabilire l'ordine in Sicilia. Lui, dopo un anno, riesce a prendere, i carabinieri riescono a avvicinarsi, Gasperi Pisciotto era un suo collaboratore, riescono ad avvicinarsi a Giuliano, lo uccidono, dopo Pisciotto dice che lui l'aveva ucciso, lui non viene creduto e
dalle dimissioni, perché non posso stare in un posto dove nessuno non mi crede, lo Stato non crede a me e crede a Pisciotta. Ecco, uno dei suoi bracci destri in questa operazione era un giovane capitano che dopo diventerà il più grande combattente contro la mafia e morirà appunto dalla mafia stessa. Il generale della Chiesa era il suo braccio destro. Quindi vedete come, vedendo una storia sul Mataiur nei giorni di Caporetto, noi arriviamo alla storia della Repubblica. Perché i collegamenti sono infiniti, sapendo le storie individuali di questi ufficiali combattenti. Ho fatto solo un esempio, ma ce ne sono decine. Praticamente questi combattenti narranti parlano anche per coloro che sono morti, o per quelli che non hanno lasciato nessun scritto, e quindi anche per quelli che si sono messi in salvo. Questi qui sono rimasti lì, perché vedete, Caporetto è anche una prova di classi dirigenti. Ci sono dei colonnelli, dei generali che dicono continuate a combattere voi, avanzati tranquilli lì. Uno di questi è il generale Villani, che dopo vi dirò, e vi vado dietro un attimo a mettere a posto la seconda e terza linea, voi continuate a combattere però. Questi qui si salvano, ma quelli a cui questi generali e colonnelli danno gli ordini, che sono capitani, maggiori, tenenti, rimangono lì e combattono. Cioè rimangono con i loro uomini condividendone il destino, che era quello di essere uccisi, di essere fatti prigionieri o di essere feriti. E questo è il senso anche di una classe dirigente che sta con i propri uomini e li comanda. Ecco. Se noi non raccontiamo questo, perdiamo tutto il senso epico di questa guerra, perché dopo quello che ho scoperto non è che solo a Caporetto gli italiani hanno continuato a combattere come avevano fatto prima e come faranno dopo, quindi molto valorosamente, ma hanno fatto tutta una serie di battaglie che non troverete in nessun libro di storia e in nessun manuale scolastico lungo tutta la ritirata. Ve le voglio solo elencare. C'è la battaglia di Caporetto che si svolge appunto il sfondamento del 24, poi continua, lo sfondamento peggiora nel 25, nel 26, nel 27 ottobre c'è una grande battaglia che si combatte a Cividale, nei monti intorno a Cividale, che sono una battaglia in cui sono coinvolti circa 90.000 uomini, 40.000 tedeschi e 50.000 italiani. Gli italiani, nonostante l'inferiorità di fuoco, riescono a mantenere queste posizioni e quindi i tedeschi entrano a Cividale solo alle 4 del pomeriggio. Il giorno dopo si combatte un'altra battaglia, il 28 ottobre, la battaglia di Udine, in cui sono squadre d'assalto tedesche contro gli arditi e contro i resti delle divisioni che si erano battute a Cividale, che si ristirano sul Torre. Anche questa è una battaglia che si svolge dopo il saccheggio di Udine, alcune foto anche che voi avete visto lì, è un'altra battaglia. E poi c'è la grande battaglia, c'è un'altra battaglia che si combatte a nord, raccontata dal mio amico Marco Pascoli, in cui racconta di due divisioni, una tedesca e una austro-ungarica, che combattono contro una divisione italiana che riesce a tenerli fermi, inchiodati nell'Alta Carnia per circa 2 giorni. Poi c'è la grande battaglia del 30 ottobre. La battaglia del 30 ottobre vede tutta il centro e l'ala sinistra della seconda armata, quindi circa 250.000 uomini, che si stanno ritirando in perfetto assetto di combattimento, e dopo vi spiegherò perché, anzi ve lo spiego subito, perché vedete tutte le testimonianze che si sono lette, anche degli ufficiali letterati o anche della gente comune che dicono l'esercito è sfasciato, questi corrono, inneggiano la pace, eccetera, non sono di reparti combattenti. Per ogni reparto, per ogni soldato che combatte sul fronte italiano, siccome è un fronte montuoso, montano, e quindi il soldato abita a 1000-2000 metri e deve essere rifornito di tutto, di acqua, di cibo, di munizioni, di materiale per l'inverno, di tutto. C'è un soldato che combatto e 4 che gli portano le cose. Gli portano il cibo, solo per alimentare 1000 uomini che sono a 1000 metri ogni giorno, pensate voi quanto cibo deve essere trasportato. E sono questi, quelli della sussistenza, dei servizi, che sono soldati in genere molto scadenti, non sanno sparare col fucile perché non gli hanno neanche insegnato come sparare col fucile, non sono armati, e sono questi che si vedono, che danno l'idea del disordine. Solo che se uno non conosce la storia militare pensa che siano tutti soldati di linea. No.
non sono soldati di linea. I soldati combattenti di linea, che hanno tutta una catena di comando, colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori generali, questi qui si ritirano combattendo. Si ritirano combattendo e c'è questa grande battaglia del 30 ottobre, che si svolge una parte a Pozzuolo del Friuli, una parte verso Codroip, poi verso i ponti del tagliamento, è la battaglia per i ponti, è una battaglia di 300.000 uomini, grosso modo, perché questi sono attaccati da 5 divisioni d'assalto tedesche e da un altro paio di divisioni della Légion Sormé, e quindi è quasi quanto Caporetto, perché a Caporetto la 14ª armata austro-ungarica ha circa 180-200.000 uomini e quelli di fronte sono circa 160.000, quindi è grande quasi come Caporetto come uomini coinvolti, però non è neanche messa nei libri di storia, è solo Bacchelli che la descrive, forse perché lui era là come ufficiale d'artiglieria, all'interno di Codroipo dove ci sono i soldati della Sassari, quindi neanche di una brigata qualsiasi, che combattono dentro Codroipo e vengono fatti prigionieri. È fatto prigionieri il comandante della Sassari e il comandante del 141esimo reggimento. Quindi per darvi l'idea, vabbè. Allora, cosa viene fuori da questa ricerca? Che Caporetto è esattamente l'opposto di quello che finora è stato propagandato nella Vulgata e che ancora oggi va per la maggiore. Cioè gli italiani hanno continuato a combattere durante tutta la ritirata, non per vincere. A quel punto combattevano per potersi ritirare, perché l'ordine era ritirarsi, andare su una posizione difendibile e dopo ridare battaglia. Quindi non c'è nessuna disfatta. Il termine disfatta è già un giudizio, perché l'esercito disfatta presuppone che l'esercito si sia disfatto e l'esercito non si è disfatto. Anzi, ha compiuto delle imprese epiche, perché questi qui combattono e voi vedete questi ufficiali di 20 anni che di fronte a questi reparti di mitraglieri, la potenza di fuoco della battaglia di Caporetto è presto detta, avevano 4 volte i cannoni di più degli italiani, le mitragliatrici ne avevano 5 volte di più, nel punto dove avevano sfondato erano 3 volte superiori, erano meglio comandati e avevano una tattica migliore. E quando il nemico è così forte, le battaglie si perdono, quindi si perdono dal punto di vista militare, non dal punto di vista dello sciopero, dal punto di vista del crollo morale, dal punto di vista che eravamo stanchi della guerra perché Cadorno, quell'assassino, li mandava al massacro. No, è una battaglia persa perché gli altri erano più forti e quando l'altro è più forte si vince. Però dopo la guerra l'abbiamo vinta noi, è quello il discorso. Si possono perdere le battaglie ma le guerre bisogna vincere. Cosa è successo al popolo boemo quando ha perso la Montagna Bianca? È stato 3 secoli sotto l'Austria, la sua indipendenza da farsi benedire. Quindi è questo il senso con cui va letto questa cosa. Praticamente se voi chiedete a uno studente o un insegnante di fare un nome di una delle 360 medaglie d'oro che sono state date in Italia, no? Il più geniale vi dirà Francesco Baracca, ma la 360esima medaglia d'oro è quel signore che è un fante, contadino probabilmente, che è sepolto al luogo più sacro che noi abbiamo dal punto di vista laico, che è l'altare della patria. E quello lì è ancora l'altare della patria. Non abbiamo tanti altari della patria, abbiamo uno solo. E questo altare della patria è il simbolo, è questo soldato sconosciuto, il milite ignoto. Però si dimentica che in questa guerra ci sono 38.300 medaglie d'argento, 60.000 di bronzo e quasi 29.000 croci al merito. Io, queste ricerche che ho fatto di Caporetto, queste battaglie, in cui, vabbè, ve lo dirò dopo, ci sono questi ufficiali che fanno delle imprese assolutamente al di là di qualsiasi immaginazione. Alcuni sono stati decorati dentro Caporetto, altri non sono stati decorati. Altri in queste relazioni, quando ritornano, sanno l'enormità che hanno fatto, per cui addirittura propongono in queste relazioni i loro subalterni da decorare. Vorrei che il sergente tal di tali, il caporal maggiore, il soldato tal di tali fosse decorato perché ha fatto questo e questo e quello. Illusi, non saranno decorati né loro né i loro subalterni, perché sono stati sconfitti, sono stati con la cosa della vigliaccheria. Ecco, noi ci portiamo dietro questo discorso della vigliaccheria italiana, questo macigno,
questa nostra inadeguatezza di italiani nel risolvere situazioni pericolose come una maledizione che va anche a toccare il nostro stato di essere italiani. Io direi che il Caporetto è proprio una condizione mentale nostra, legata all'autodenigrazione, all'autolesionismo nostro proprio. Ok. Allora, praticamente questi hanno fatto una straordinaria impresa epica, vado via molto veloce. E i 300.000 prigionieri che sono considerati la prova di questa infamia, in realtà sono la prova che loro si sono fermati a combattere, perché se fossero scappati non li avrebbero fatti prigionieri. Però siccome la nostra idea era questa, che erano 300.000 prigionieri, perché si sono dati prigionieri, poi dato insomma, così insomma, non è che abbiano fatto granché, comunque insomma così, e invece no, sono stati fatti prigionieri perché si sono fermati a combattere, e fermandosi a combattere fino al tagliamento, e dopo sono stati fatti prigionieri perché quelli altri avevano più mitragliatrici, erano più bravi ed dovevano farli prigionieri, capite? Adesso io vi farei vedere proprio la battaglia. Però prima la citazione di Rosario Romeo, perché Rosario Romeo è per me uno dei maggiori storici, forse uno dei pochi che ha saputo interpretare veramente Caporetto. È uno dei maggiori storici del nostro risorgimento ed è anche uno dei maggiori storici italiani. La guerra ha veramente portato tutti gli italiani con una dedizione suprema per il trionfo di un'unica causa. Questa qui è l'idea di Rosario Romeo. Noi oggi ci troviamo invece proprio di fronte a una pellicola strappata, come si dice in termini psichiatrici. Ci siamo persi questa memoria storica. Adesso io vi farei vedere, con questo bellissimo aggeggio che ero invidiosissimo stamattina, ecco qua. Allora, questo qui è la testa di ponte di fronte a Tolmino, dove decidono di fare lo sfondamento i tedeschi. Naturalmente perché c'è questo apporto tedesco? Con la battaglia della Bainsizza l'esercito italiano è diventato talmente forte, ormai pari agli altri eserciti europei, che riescono a arrivare quasi a un da sfondamento di tutto il fronte. Prima ancora che finisca, l'imperatore Carlo manda al Stato Maggiore, a Ludendorff, che era il vero stratega, la richiesta, dice: o venite a aiutarci, oppure la prossima volta in primavera gli italiani ci sfondono, arrivano a Lubiana, prendono Trieste alle spalle e la guerra finisce. Perché guardate, per gli austriaci andare a chiedere aiuto ai tedeschi, che già consideravano gli austriaci come delle persone disorganizzate, ma molto malevoli, come voi tutti sapete. Eppure loro mandano queste 7 divisioni tedesche. Di tutto l'esercito tedesco sono 250 divisioni. Di queste 250 solo 11 sono divisioni d'assalto, cioè divisioni fatte di veterani che sanno muoversi in perfetta autonomia, veterani di tutti i fronti. Di queste 11, 7 vengono mandati in Italia, per cui gli italiani si trovano a combattere contro le migliori divisioni tedesche e contro le migliori divisioni austriache, perché la divisione Edelweiss è la migliore divisione austriaca, poi ci sono la 55esima, la 20esima, ci sono gli Essen, i Rainer, i Kaiserschützen, sono tutti i reparti, i reggimenti migliori che ha l'Austria, perché doveva vincere tutto per tutto. L'obiettivo era quello di spostarli fino al tagliamento. Ecco, questa qui è una mappa che vi dà la concentrazione dei reggimenti italiani lungo il fronte dell'Isonzo. Vedete che in alto, vediamo se sono, eccolo qua. Questo qui è Tolmino, Caporetto è qua, Caporetto è qua, poi qua c'è Plezzo. Vedete che sono pochissime divisioni, perché noi abbiamo appena preso la Bainsizza, per cui il grosso dei reparti sono sulla Bainsizza, che è questo altipiano a nord di Gorizia. Ecco, qui abbiamo lo schieramento del punto dove loro volevano effettivamente sfondare, che era il punto di fronte al corpo di armata di Badoglio. Qui c'è il corpo d'armata di Cavaciocchi, va bene. Questo qui ci sono 5 divisioni tedesche, cioè 4 divisioni tedesche e la prima austro-ungarica, che è una divisione strepitosa, formata di reggimenti bosniaci, che in assoluto sono i reggimenti più decorati di tutta l'Austria-Ungheria, che doveva sfondare qui per dopo scendere rapidamente verso Cividale. Quindi vedete la concentrazione di truppe, quello che vi dicevo prima, e naturalmente qui c'è la concentrazione di artiglierie e di mitragliatrici. Questo qui proprio per darvi l'idea
il punto dove volevano sfondare e poi tutte le altre truppe dove erano schierate. Ecco, questo qui è un documento che è sempre stato conosciuto dagli storici perché lo si trova dappertutto ed sono i corridoi d'avanzata di ogni singola divisione o corpo d'armata austro-tedesco. E vedete che la manovra, è, qui c'è la grande concentrazione, l'Alpenkorps, 200ª divisione, poi c'è la 26ª che è dietro, la quinta del Brandeburgo e la prima dell'Austro-Ungarica che sono qui, che devono scendere nelle valli che scendono verso Cividale. Quindi è una manovra per ala. I tedeschi attaccano sempre per ala, il piano è tedesco, non austriaco. I tedeschi attaccano sempre per ala perché la loro idea è quella di stringere come a canne il nemico in una morsa e stritolarlo e maciullarlo. E invece la Caporetto avrebbe dovuto essere preso, vedete, dalla 55ª divisione, che è una divisione austro-ungarica fortissima, bravissima, eccetera. E la 50ª, anche questa, avrebbe dovuto attraversare e andare in Val Natisone. Il piano prevedeva che l'attacco principale venisse dall'Alpenkorps, che doveva avanzare e andare a prendere il Matajur, che è la montagna più alta, che dominava quindi tutte le valli e consentiva quindi il passaggio dei rifornimenti per l'esercito che avanzava. Questa doveva avanzare verso Matajur, vede diretto, perché l'Alpenkorps era la divisione del capo di Stato Maggiore, che è il vero artefice del piano, che è Kraft von der Melsingen, un bavarese, che era il braccio destro di von Below. La 12ª divisione è una divisione slesiana, quindi di minatori e di operai, quindi anche un po' socialista, che avrebbe dovuto andare lungo il fronte dell'Isonzo e dopo mandare in, si chiama dal punto di vista tecnico, fiancheggiamento, cioè togliere il pericolo che l'Alpenkorps fosse attaccato dal lato destro e doveva aiutare l'Alpenkorps puntando anch'essa sul Matajur. Dopo, in effetti, è questa che fa lo sfondamento. Ecco, questa è l'arma che si sapeva tutti, che i tedeschi avevano trasformato una mitragliatrice pesante in una mitragliatrice leggera che sparava 500 colpi al minuto, la MG0815, Machine Gewehr 0815. Questa qui è l'arma che loro usavano a massa, ce l'avevano anche i francesi e gli inglesi, armi automatiche portatili, ma loro la usano già come si usano le mitragliatrici della guerra seguente, della seconda guerra mondiale. Questa qui è l'arma che determina sostanzialmente la vittoria dal punto di vista militare, di armamento, arma leggera, uno solo la imbracciava, poteva avanzare sparando, naturalmente se veniva individuato si metteva a terra con il trepiede e si poteva spostare di 50-100 metri nel bosco, nelle boscaglie di quelle zone lì, rimanendo invisibili e massacrando gli italiani. I tedeschi avanzano con queste armi a gruppi. Quando trovano un nido di resistenza italiana, sapete cosa facevano? Alzavano il telefono, perché man mano che avanzavano, stendevano la linea telefonica. Loro avanzavano sotto l'arco di tiro delle proprie artiglierie, solo che se uno non conosce le tecniche militari non sa di che cosa stiamo parlando. Praticamente loro prima avanzavano, bombardavano con le artiglierie la linea, subito dopo avanzavano loro, in modo che gli italiani che si rifugiavano nelle grotte o nei camminamenti per non essere colpiti, se li trovavano addosso. Quando costoro trovano degli italiani che creano dei nidi di resistenza, soprattutto con mitragliatrici o perché hanno delle casematte in cemento armato, alzano il telefono e fanno concentrare il fuoco dell'artiglieria lì, perché i tedeschi sono venuti in Italia con quel certo numero di uomini e non hanno più rimpiazzi, per cui non possono avere perdite. Un reparto di linea che ha il 15% delle perdite dovrebbe essere già ritirato perché dal punto di vista militare perde efficacia. Queste sono tutte nozioni di carattere militare che io non sapevo e in questi ultimi 25 anni ho imparato. Ecco, questa è l'arma, questo qui è una medaglia d'oro, l'unica medaglia d'oro italiana, è il grande Maurizio Piscicelli De Vito, non vi racconto la storia, questo qui è stato uno dei grandi esploratori dell'Africa, conosceva una decina di dialetti del Centro Africa, una mira perfetta, un coraggio incredibile. Il duca d'Aosta, quando la duchessa va in Africa perché ha malattie, è la sua guardia del corpo e rimane la guardia del corpo della duchessa per 3-4 anni. Vabbè, questo qui muore, è sposato, sua moglie è incinta e lui muore, un tenente colonnello, muore a Cadmo, pochi chilometri prima di Caporetto. Questo qui ve lo faccio vedere molto rapidamente
sono i vari combattimenti che fanno lungo la valle dell'Isonzo. Questi qui sfondono in lungovalle perché incredibilmente, questo qui è una montagna che era assolutamente intenibile, il Mersli, che avrebbe dovuto essere abbandonata questa linea, invece viene subito sfondata. Qui il colonnello comandante dice: continuate a combattere che io vado un attimo indietro a vedere cosa fanno gli altri, e rimangono a combattere questi maggiori, questi tenenti colonnelli, e rimangono a combattere talmente bene che riescono a fermarli per tutta la giornata su queste cose qui. Poi si ritirano durante la notte, sono già posti quelli lì che andare di giorno in sentiero è molto faticoso, al buio durante la notte si ritirano e vanno sullo Sleme. E questa ritirata durante la notte fuori sentiero ha un qualcosa di epico, e dopo qui c'è ancora la difesa, eccetera, eccetera. Vabbè. Lo sfondamento arriva in fondo a Valle Isonzo, vedete? Perché in fondo a Valle Isonzo incredibilmente non c'è nulla, non ci sono reparti italiani, c'è qualche mezza compagnia, qualche cosa, arrivano fino qui, ecco, siccome però l'ordine per la 12ª divisione era quella di fiancheggiare l'Alpenkorps, che viene fermata qui, a Passo Zagradin, qui, questo qui, viene fermata qui, cioè non sfondano, adesso vi farò vedere anche come, allora mandano addirittura un reggimento, lo mandano per attaccare l'Uico, che dopo qui c'è il Mataiur. Adesso vi faccio vedere lo sfondamento, ecco, questo qui è lo sfondamento vero che viene fatto di Caporetto. Lì dove loro volevano sfondare non sfondano, vengono fermati qui alla mezzanotte del 24 ottobre, e neanche a Plezzo sfondano. A Plezzo c'è l'attacco dei gas, muoiono circa 350 italiani, sono della Brigata Friuli ma sono tutti toscani, e io ho letto i resoconti degli ufficiali che erano in prima linea e sono rimasti in prima linea. Dopo, quando sono attaccati in massa dalla 22ª divisione austro-ungarica, loro si ritirano, e ritirandosi vedono i propri compagni che sono lungo l'Isonzo, perché il gas scendendo è andato nei posti più bassi lungo l'Isonzo, dove c'erano le baracche che dormivano, ed erano tutti morti. Ne muoiono circa 350, ma non sapremo mai, perché naturalmente non sono stati contati neanche dagli austriaci. Quindi qui vengono fermati perché a un certo punto intervengono il battaglione Ceva, un battaglione alpino, che li ferma. E io ho le relazioni di combattimento degli austriaci che dicono: maledetti italiani, li abbiamo bombardati, li abbiamo riempiti di gas, li abbiamo avanzati e resistono ancora. Infatti ci sono delle scene in cui, per esempio, ci sono dei parti di Kaiserschützen che devono ritirarsi perché vengono contrattaccati dagli italiani. Perché cosa fanno questi ufficiali, questi sottotenenti? Loro non sono stati addestrati a combattere una battaglia difensiva. La prima cosa che si fa in una battaglia difensiva è quella, per esempio, di interrare tutti i cavi telefonici, ma interrarli a mezzo metro sottoterra. Lì invece i cavi telefonici erano stati lasciati sopra gli alberi, quindi tolte le linee telefoniche, l'esercito in zona montana manda i portaordini che ci mettono 2 ore per scendere e 2 ore per salire, quindi in 2 ore finisce tutto il mondo. Quindi non erano gli italiani perdono perché non sono stati addestrati a una battaglia difensiva. Sul Piave dopo lo faranno e vinceranno la guerra proprio con una battaglia difensiva, ma lì ancora no. Però gli ufficiali cosa fanno? Combattono nell'unico modo che loro sanno: baionette in canna e avanti. Però se tu non racconti queste storie, baionette in canna e avanti, si fa presto a dire: è finito. Ok, ho finito anch'io. Allora cosa succede? Cosa succede? Ecco, questa qui è la battaglia del 27 ottobre, in cui ci sono 5 divisioni tedesche che cercano di arrivare disperatamente a Cividale e vengono bloccate. Vi faccio vedere molto rapidamente le altre battaglie. Questa è la battaglia di Udine, questa è una mappa tedesca, vedete? Che passano il Torre, attaccano Udine, qua c'è Cusignaco, ecco qua Udine, e attaccano Udine il 28. Questa qui è la battaglia che si combatte a Udine, dove ci sono queste compagnie d'assalto che vengono fermate dagli arditi. Questa qui è la battaglia di Udine, questo è un disegno austriaco della battaglia di Udine, e questa qui è la grande battaglia che si prospetta il 30 ottobre, in cui c'è la battaglia per i ponti del tagliamento, vedete? Queste qui sono le divisioni d'assalto tedesche che cercano di rompere la linea italiana. E questa qui è la battaglia di Pozzuolo,
famosa, perché c'è la carica della cavalleria, però anche qui i tedeschi vengono fermati. Carica di cavalleria è enfatizzata, la cavalleria sono cariche di 60 sciabole, in una guerra dove ci sono decine di migliaia di uomini, 60 sciabole contano ben poco, però la cavalleria gli fece il suo coso, furono tutti decorati. Questa qui vedete è la battaglia di Pozzuolo, dove sono attaccati da varie divisioni e loro si difendono, e praticamente queste qui sono le battaglie della ritirata grosse. Quello che volevo dirvi era questo: o noi recuperiamo questa storia attraverso le testimonianze di questi soldati, di questi giovani italiani, oppure ci troviamo veramente a dire come possiamo noi nell'Italia futura, quella che verrà, premiare il merito se non riconosciamo il merito di chi ci ha preceduto? Grazie di questa bella relazione che ci prepara già in fondo alle celebrazioni che avremo l'anno prossimo per la vittoria, con uno spirito decisamente diverso da quello che ci accingiamo oggi. Prego ora la professoressa Marcato, Paola Marcato, di tenere la sua... Scusi. Socio dell'istituto alla cattedra di linguistica italiana all'Università di Udine. Ricordo solo alcuni suoi testi, lavori di riferimento per il dizionario di topografia, il dizionario etimologico, fino al grande dizionario dei nomi italiani. Sono quindi molto lieto di darle la parola. Grazie. Toponomastica della Grande Guerra è un titolo molto ampio, me lo sono riservato appunto per ritagliarmi degli spazi molto ma molto più contenuti, e comincio decisamente con così una piccola digressione relativa agli effetti dei nomi di luogo implicati nella Grande Guerra, quindi luoghi di battaglia che sono poi riversati nel repertorio della cosiddetta odonomastica, cioè i nomi delle vie e delle piazze. Proprio a seguito della guerra del 15-18 le strade e le piazze dei paesi d'Italia si arricchiscono di un numero considerevole di nomi celebrativi che appunto stravolgono la toponomastica tradizionale e quindi come dire, cambiano veramente gli aspetti delle nostre città. E allora posso ricordare molto rapidamente che per esempio il 4 novembre è presente in quasi 4.000 comuni italiani, mentre invece via Caporetto, comunque l'intitolazione a Caporetto è limitata a pochissimi esempi. Non saprei dire però se questa intitolazione sia un'intitolazione recente a ricordo appunto di una vicenda della Grande Guerra o se invece sia immediatamente successiva alla fine della guerra, perché molti nomi vengono utilizzati proprio già alla fine della guerra, se non proprio qualche anno dopo, con l'intento di insomma, rendere così manifesto al popolo italiano tutta questa vicenda della Grande Guerra. Ma nel tempo poi le cose anche cambiano, perché per esempio a Udine proprio nel 2015, Gaspari lo sa molto bene, Piazzale Cadorna è stato cambiato in Piazzale Unità d'Italia, quindi insomma queste celebrazioni, questi patriottismi sono molto variabili nel tempo. L'ideologia politica e patriottica si manifesta anche, sempre attraverso i nomi di luogo, nell'antroponomastica degli italiani. Pensate che nel 1915 vari bambini vengono chiamati Sabotino, vari bambini vengono chiamati Sagrado, molte bambine, 149 nel corso del Novecento, saranno chiamate Oslavia,
e naturalmente le prime attestazioni dell'uso come nome proprio di persona di questi nomi è già nel 1915. Molti saranno i Montello, i Piave, gli Isonzo, numerosissimi i Tolmino e molti anche le Tolmine, Tolmina. E persino Ermada, riservato a 47 bambine, naturalmente Gradisca di feliniana memoria, Carso e così via. Persino Podgora e Plava vengono utilizzati come nomi propri di persona. La più alta concentrazione naturalmente si ha già nel 1915 e negli anni successivi, per poi naturalmente perdersi nel giro di pochi anni. È interessante notare che questi nomi celebrativi, patriottici, ideologici, che non riguardano soltanto naturalmente le vicende della Prima Guerra Mondiale nel patrimonio onomastico italiano, ma riguardano poi anche molti altri fatti. In periodo precedente, per esempio, i nomi che sono collegati alle imprese coloniali, prima ancora i nomi risorgimentali e così via. Dicevo insomma che questi nomi così celebrativi interessano in modo particolare alcune regioni italiane che sono la Toscana, il Lazio, l'Emilia Romagna. Soprattutto Toscana ed Emilia Romagna sono quelli che più fedelmente, diciamo, rinviano a luoghi della Grande Guerra per nominare i figli. E allora, dicevo, le Gorizie, arriviamo a 1190 nomi, persone che portano appunto questo nome, anche al maschile, Gorizia per 14 maschi e Gorizio invece una frequenza minore, soltanto 105. Alla celebrazione, al patriottismo e così via si collegano non soltanto i nomi di vie, di piazze, eccetera, ma anche certi cambiamenti della toponomastica ufficiale o parziali cambiamenti. Così si può ricordare che nella zona del Montello Nervesa diventa Nervesa della Battaglia già nel 1923. Sernaglia della Battaglia nel 1924, invece Moriago sarà della Battaglia solo nel 1962, quindi in tempi diversi. Nel 1931, questo è un altro fatto forse non molto conosciuto, la cittadina di Montolmo, che si trova in provincia di Macerata, cambia nome e diventa Corridonia in onore di Filippo Corridoni, uno dei caduti del Carso nel 1915, che era nativo del luogo. Celebrativo è anche Battaglia della Bansica. Qui siamo però in territorio sloveno oggi, siamo nella zona di Gorizia, infatti attualmente questa Battaglia della Bansica si trova nel comune di Nova Gorica. La Battaglia della Bansica è una denominazione italiana che viene data nel 1923, è il periodo nel quale appunto i nomi vengono italianizzati, i nomi sloveni vengono italianizzati perché entrano a far parte di quel territorio annesso all'Italia di però tradizione linguistica slovena. Questa battaglia della Bansica continua a chiamarsi in sloveno Bate, quello è il nome originario, per cui battaglia è una, diciamo così, invenzione italiana. Altri nomi celebrativi, per esempio Poggio Terza Armata e la Sdrausina degli episodi di battaglia della zona della Monte San Michele. Poggio Terza Armata assume questa denominazione nel 1923, ma nel luogo ancora oggi si usa come denominazione popolare Sdrausina, che è il nome originario. Questo è un aspetto della toponomastica della Grande Guerra. Un altro aspetto sul quale mi soffermo è quello costituito dalla toponomastica del territorio interessato appunto dal fronte dell'Isonzo e del Carso. Devo dire per inquadrare la questione, che si tratta di un territorio linguisticamente molto ma molto complesso. Dire plurilingue è dire sin troppo poco, perché
Questo plurilinguismo è insomma arricchito non soltanto da presenze come il tedesco, lo sloveno, ma anche da altre presenze come il veneto come lingua che insomma per alcuni secoli ha costituito una varietà di prestigio in tutta l'Italia nord-orientale, ma dal friulano come lingua locale e poi anche l'italiano, quindi insomma c'è un gioco di lingue che è veramente molto complicato. Più andiamo verso nord, quindi verso la zona di Tarvisio, più incontriamo anche il tedesco correntemente parlato, quindi un plurilinguismo che si caratterizza anche per questi aspetti. Più scendiamo verso sud, lungo il confine orientale, più incontriamo naturalmente diverse varietà di sloveno parlato. Questa area dunque costituisce quella che in passato veniva chiamata la Slavia italiana o Slavia veneta, o in sloveno Slovenska Benecia o anche Beneška Slovenia. Più di recente è entrata nell'uso anche la designazione di Slavia friulana, in friulano la chiamano Sclavanie. Che cosa ha di interessante questo ambiente dal punto di vista della toponomastica? Ricordiamo innanzitutto che tutta la memorialistica di cui abbiamo sentito parlare parla molto di luoghi e i luoghi sono spesso designati ora in un modo, ora in un altro, ci sono difficoltà anche nella designazione dei luoghi, molti nomi hanno una tradizione anche italiana, ma altri hanno una tradizione soltanto slovena, altri ancora hanno una tradizione appunto polimorfica e quindi la polimorfia toponomastica significa più forme per designare uno stesso luogo. Qui possiamo avere un'unica forma che per esempio nasce in ambiente linguistico sloveno o nasce in ambiente linguistico tedesco o friulano e viene poi adattata foneticamente a quella che è l'altra lingua che entra in gioco, che può essere il tedesco, può essere lo sloveno o può essere il friulano o l'italiano. Faccio l'esempio di Caporetto, per esempio. Prima abbiamo visto proprio Karlsruhe per l'appunto. Allora questo Caporetto, Kobarid in sloveno, questo Caporetto è verosimilmente un nome che nasce in un ambiente linguistico friulano. Praticamente si tratterebbe di un collettivo a partire da capra e quindi capruletum per intenderci, un caprile insomma, un luogo di ricovero delle capre, come ce ne sono molti di nomi di luogo che rinviano a queste condizioni. In friulano si dice chiauret, quindi Caporetto, sloveno Kobarid rappresenta un adattamento fonetico, il tedesco Karlsruhe pure. Questa forma è una forma poi anche svisata nella tradizione popolare, quindi dobbiamo tenere conto che un conto è la denominazione ufficiale dei nomi e un altro conto è invece quella che è la pronuncia locale dei nomi o la pronuncia da parte di parlanti altra lingua dei nomi, i quali li apprendono per via orale e non attraverso forma scritta. Questi adattamenti fonetici sono ricorrenti, sono probabilmente la tipologia più ricorrente di forme di utilizzo di toponimi da parte di comunità parlanti altre lingue. C'è un'altra possibilità che è data dalla traduzione e la traduzione non sempre è fedele, spesso è incompleta e approssimativa o anche così paretimologica, cioè suona qualcosa, in realtà non è quello. Un'altra tipologia è costituita dalla cosiddetta dissociazione, cioè dalla presenza di forme che sono completamente diverse, indipendenti tra di loro. Spesso c'è il nome detto in una lingua e il nome detto in un'altra. Faccio l'esempio di Plezzo. Plezzo che ha come forma tedesca Bovez. Ora questo Bovez è completamente indipendente da Plezzo, sono due
forme etimologicamente diverse. I tedeschi dicono poi Flitsch, che sarebbe un adattamento fonetico di plezzo, e quindi qui abbiamo per l'appunto sia l'adattamento fonetico, il tedesco sull'italiano e friulano plez, sia la forma slava indipendente, slovena indipendente Bovec, che era precedentemente Bolec, pronunciata Bouts, quindi è una storia complicata. E dunque qualche altro esempio per dare così qualche idea di come si possono presentare i nomi, perché delle volte non è neanche chiaro, leggendo appunto questi documenti, le memorie, i diari, per quel pochissimo che io ho potuto leggere, infinitamente poco rispetto a quanto fatto dal dottor Gaspari, quindi pochi esempi, ma effettivamente si fa fatica a capire di quale luogo si tratti, perché spesso i nomi sono storpiati e quindi non, insomma, avere, come dire, un glossario toponomastico di riferimento con le varianti non sarebbe poi una cosa malvagia. Pensiamo per esempio a Monte Cook. Monte Cook è praticamente una tautologia, perché sarebbe monte in italiano, Cook, monte in sloveno, quindi praticamente monte monte. Quale Monte Cook? Perché ce ne sono molti, visto che Cook è un appellativo geografico qualsiasi. Quindi alla fine io parlo di Monte Cook, parlo di quel Monte Cook che si trova in quella zona, oppure quello che si trova 10 km più a nord. Insomma, ci sono possibilità, diciamo così, di fraintendimento, perché appunto sono situazioni linguistiche molto complesse e non sempre chi stende il documento ha poi la percezione magari della doppia forma. Ci sono anche coloro che sono molto precisi, che scrivono il nome in italiano, per esempio, e il nome altro. Faccio il caso di Montenero. Non di rado si trova la forma Cren e si trova anche Montenero. Questo è avvenuto nella zona del monte Cren, tra parentesi Montenero, e così si può capire bene di che si tratta. Ecco, il caso di Montenero è un caso interessante perché appunto non è una tradizione fedele. La parola, cioè scusate, il nome di luogo, il toponimo, anzi l'oronimo, Kren, è una forma di origine slava, viene da una base curnu che vuol dire tozzo, che vuol dire mozzo. La forma italiana Montenero è nata per una confusione grafica con lo sloveno Črn, che vuol dire nero. Qui basta dimenticarsi la pipa sopra la Črn, viene fuori Krn e quindi Kren. Friulano poi questo monte ha anche un'altra designazione, lo si chiama il Lavador, lo si vede molto bene dalla pianura e ha questo aspetto molto scosceso e probabilmente è uno dei nomi che traggono origine da strumenti per somiglianza, insomma il lavatoio, la tavola da lavare, perché davvero si presenta, non so se lei abbia questa, ecco, la concorrenza etimologica potrebbe essere la base labis slavina, però insomma non è necessario scomodare un altro etimo quando questo sarebbe così evidente, però mai dire. Il monte Rombon, per esempio, qui siamo a nord, nella zona di Plezzo, quindi siamo molto su. In sloveno lo si chiama Veliki Vrh, e cioè la grande cima. Rombon e Veliki Vrh sono due nomi completamente diversi che appartengono appunto a due tradizioni linguistiche. L'uno non è la tradizione dell'altro, sono assolutamente indipendenti e quindi la casistica è piuttosto varia. Una traduzione potrebbe essere per esempio Montesanto, sloveno Skalnica, tedesco Heiliger Berg, sloveno anche Sveta Gora. Allora Sveta Gora va bene, Skalnica invece è indipendente perché ha a che fare con scala, che vuol dire roccia. Nel caso della località anch'essa a ridosso di Gorizia, San Basso, invece si tratta di un agio toponimo, un San Basso, come ci dicono i documenti già medievali. Si dice in sloveno Schempas e in tedesco si dice Schönpass,
Che cosa è successo? È successo che il tedesco ha adattato un Sambass come Schönpass, bel passo, e su questo Schönpass è stato fatto un adattamento fonetico da parte degli sloveni. Questo a dire che dove nasce il nome? In quale ambiente linguistico nasce il nome? Quindi possiamo avere davvero casi assai diversi tra di loro. Faccio l'esempio ancora di Opacchia Sella, Sella di Caporetto, e perché no, Sella delle Trincee anche. Sella delle Trincee è una località nei pressi di Merna Castagnevizza e assume questo nome nel 1923, quindi il regio decreto famoso che annette i vari territori della zona conquistata all'Italia e attribuisce un nome italiano a tutti questi luoghi. Si chiamava in precedenza Sela, ora si chiama Sela Nacrasu, cioè Sela del Carso. Il nome più vecchio però è Selo e quindi Selo è villaggio. Che cosa è successo qui? È successo quello che è successo per Opacchia Sella, quello che è successo per Sella di Caporetto, ovvero la parola slovena Selo, villaggio, viene interpretata, probabilmente attraverso il plurale Sela, viene interpretata dai friulani come Sele, italianizzata con Sella. Quindi geograficamente si ha un'immagine di un luogo che si pensa sia una sella geografica e invece non c'entra nulla con la sella. Opacchia Sella è un altro di questi casi che riguardano proprio questa voce slovena Selo. Insomma, la tipologia di situazioni è molto varia e tutti conoscono per esempio Hudi Log, Boscomalo, che viene sempre interpretato come questo nome così inventato. Boscomalo è una traduzione letteraria però di Hudi Log, letteralmente cattivo bosco. Come facciamo noi ad avere informazioni così più in dettaglio su queste forme slovene che riguardano il territorio, quindi gli appellativi geografici che spesso diventano anche toponimi? Beh, c'è tra gli altri strumenti un glossario che si intitola Topolessicografia della Venezia Giulia. È stato pubblicato nel 1916 ed è un glossario che nasce come contributo alla topolessicografia italiana, commissionato dalla Commissione per la revisione della revisione toponomastica della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare. Il territorio preso in considerazione è quello cosiddetto il litorale austro-illirico, e quindi insomma buona parte della zona orientale del Friuli a scendere fino a comprendere l'Istria. Questo glossario è un glossario ricchissimo di voci slovene, ci sono anche molte voci friulane, ci sono anche, seppure rare, delle voci venete e alcune voci rumene, perché in Istria ci sono delle località di parlata rumena. Il glossario, dicevo, è molto utile perché si possono recuperare moltissimi appellativi geografici che si ritrovano nei toponimi, che possono spiegare poi queste varie formazioni. Per esempio Monte Cook, se uno consulta questo glossario, ritrova immediatamente la voce Cook senza andare a cercare in un dizionario sloveno, ritrova immediatamente questa voce con il significato di monte. L'interesse sta nel fatto che molte di queste voci sono dello sloveno dialettale e quindi strettamente connesse al territorio in cui si sono formati poi i toponimi in questione. In questo glossario però, oltre alle voci come dolina per esempio, oppure Bordeaux, che vuol dire collina, eccetera eccetera, troviamo curiosamente, ma neanche tanto, 1916, Boisce, campo di battaglia, oppure Prekop, trincea, oppure Bolnica oppure Bolnišnica, ospedale.
Quindi ci sono delle voci che danno un po' l'idea del fatto che questo fosse uno strumento pensato anche, compilato anche a uso di chi doveva frequentare questi territori con larga presenza linguistica slovena, soprattutto dialettale. E in conclusione la neotoponomastica, potremmo così dire, delle zone di battaglia del Carso. Anche quello è un capitolo di grande interesse e insomma è una guerra di postazione questa e quindi bisogna in qualche modo, anzi viene spontaneo in qualche modo da parte di chi è impegnato nella battaglia denominare il luogo X che sta a 2 passi, dove c'è la trincea o dove c'è il ridottino o dove c'è la dolina e così via. E basta insomma citare qualche caso per avere un'idea di cosa di ciò di cui stiamo parlando: la trincea a Z, la quota pelata, il bosco cappuccio, la trincea delle frasche, la trincea dei razzi, l'albero storto, nome di una trincea, sì, l'unico albero rimasto in piedi in quella zona e per di più storto, perché sappiamo bene che il Carso era stato proprio raso al suolo. E faccio una breve citazione da Il Carso della Grande Guerra, le trincee raccontano, per chiudere questa rapida disamina della complessità linguistica e toponomastica del territorio isontino e carsolino. Costoni, canaloni, valloncelli, camminamenti, trincee del monte, conosciuti palmo a palmo dai soldati, vennero soprannominati con microtoponimi allusivi o personali. Costone dei bersaglieri, costone viola, canalone gatti, canalone tivoli, camminamento stereo, trincea cappella, trincea caltanissetta, trincea tulella, trincea superiore, eccetera. Insomma, c'è davvero un pullulare di nomi che ritroviamo appunto leggendo tutte queste testimonianze. In alcuni casi sono nomi ufficiali appunto dei documenti redatti dagli ufficiali, in altri casi ritornano invece nelle lettere, negli scritti, nelle memorie di tutti coloro che insomma hanno lasciato traccia scritta della loro presenza in questo Carso nella zona goriziana di Comeno, eccetera. Insomma, un territorio veramente esplorato millimetro per millimetro, denominato millimetro per millimetro, che oggi sarebbe anche bello ricostruire nel dettaglio. Insomma, grazie. Grazie di questa relazione che ci dà tutta la misura dell'importanza della linguistica anche come strumento proprio necessario per la ricostruzione storica. All'inizio della sua relazione mi era venuto in mente come a Venezia il quartiere di Sant'Elena rappresenti proprio tutto un campionario un po' di tutte le battaglie, principali battaglie della Prima Guerra Mondiale. Ma come testimonianza personale posso dire che in un paesino spesso della Sicilia, non tanto paesino ma insomma come Scicli, un intero quartiere è stato proprio tutto dedicato alle battaglie della Prima Guerra Mondiale, quindi anche come la toponomastica come strumento per questa, come dire, creare questa unità, questo senso di unità nazionale. Grazie. Prego ora il professor Renzi. Renzi è professore di filologia romanza all'Università di Padova, è autore di numerosissime pubblicazioni, quasi tutte presso la casa editrice del Mulino, e terrà quindi la relazione conclusiva del nostro convegno sul tema I giorni di Caporetto nelle scritture dei soldati. Parato dei fogli che si trovavano e si trovano forse ancora come fotocopia nell'ingresso di questa sala, sui quali si può forse seguire meglio quello che dirò, soprattutto nella seconda parte di questa relazione. Volevo ricordare che ho avuto 2 volte l'avventura nella mia vita di curare l'edizione italiana delle lettere dei prigionieri di guerra italiani di Leo Spitzer, romanista, filologo romanzo austriaco,
viennese al tempo, poi professore in Germania e infine emigrato negli Stati Uniti. Figura brillantissima di studioso poliedrico che tra le sue prime opere ha pubblicato, ha fatto un grosso volume appunto sulle lettere dei prigionieri di guerra italiani, di cui adesso dirò brevemente qualcosa, un secondo volume sull'espressione della fame nei prigionieri di guerra italiani, un terzo volume sulla lingua italiana dell'uso o del dialogo, cioè contribuito ad aspetti fondamentali della lingua, dello studio della lingua italiana, in aspetti diciamo inediti, insoliti, tanto che questa pubblicazione di lettere resta per molto tempo qualche cosa di isolato, e solo dopo la traduzione italiana del 1976 che degli storici, questa volta non dei filologi, ma degli storici italiani, riprenderanno la linea di Spitzer, non so quanto sotto il suo stesso influsso, sotto l'influsso della traduzione e pubblicazione in Italia, o quanto per un movimento endogeno. Il nome principale è quello di Antonio Gibelli, che ha dedicato diverse opere e libri interi alla lettere e diari e memorie. Ci sono tre cose in realtà: le lettere dei soldati alle loro famiglie o ad altri, poi i diari tenuti giorno per giorno, e infine le memorie. In genere sono compilazioni fatte in base ai diari oppure ex novo, ma posteriormente al fatto, di soldati. Anche sotto il termine prigionieri si intende in primo luogo i soldati. Ora voglio ricordare che tra soldati e ufficiali corre una grande differenza. Io ho già scritto, riprendendo questi temi in più di un'occasione, che sono due mondi, non solo in Italia, ma in tutti i paesi che partecipano alla guerra. Due mondi come lo sono i professori e gli studenti, e in certi casi il giudice e il processato, mentre spesso gli storici, non voglio assolutamente generalizzare, pur sapendo che si tratta di cose differentissime, nel percorso poi, nel trattare l'argomento, qualche volta dimenticano di distinguere. Certo, insomma, non voglio assolutamente generalizzare, ma i soldati al tempo avevano, mentre possiamo dire che gli ufficiali, rappresentando la borghesia, qualche volta anche i resti della nobiltà, una volta l'ufficiale era un rango di nobili, hanno una loro caratteristica che persiste nel tempo. Quella del soldato deve essere riportata agli anni iniziali del Novecento, che sono peraltro degli anni di grandi cambiamenti. Per esempio l'alfabetizzazione aumenta notevolmente in quegli anni, e poi aumenta proprio nelle trincee, perché è lì che i soldati si analfabetizzano proprio in una situazione sfavorevole, ma sotto la necessità, l'impulso e quasi direi una voglia straordinaria di comunicare con le loro famiglie, visto che esiste la posta militare e che può trasmettere i messaggi e li trasmette. Si incrementa molto l'alfabetizzazione che alle volte è di 2-3 anni, quindi molto precaria. Ma già la scuola aveva fatto, pur lentamente, il suo cammino, alfabetizzando in Italia più della metà della popolazione comunque. Tra i soldati giovani erano di più gli alfabetizzati. In altri paesi la situazione era diversa, la Francia era molto più avanti. Ma c'è un libro di August Prine sulle lettere dei prigionieri francesi in Germania, che riporta, che è poco noto e che è difficile procurarsi, ma che più o meno diciamo dà un profilo in qualche modo simile all'impressione straordinaria, diciamo, di ignoranza che danno le lettere dei soldati di Spitzer, non in tutti i pezzi naturalmente, ma l'impressione generale, la gran parte delle lettere mostrano questa difficoltà nello scrivere, nell'esprimersi.
Una seconda volta sono stato incaricato di fare una nuova edizione di Spitzer, recentemente è uscita nel 2015 e ho potuto questa volta presentare quest'opera ormai come un classico, mentre prima era pubblicata pur con tanta distanza di tempo dal 1921, traduzione in tedesco, 1976 in italiano, una novità. Novità relativa però, perché voglio ricordare almeno un episodio saliente, ce ne sarebbero due. Uno, la stroncatura che Foligno fa il libro di Spitzer, la lasciamo da parte. Era un professore italiano importante, un po' marginale perché ha insegnato in quegli anni in Inghilterra, ha pubblicato la sua relazione in Inghilterra e non la sua recensione in Inghilterra e non in Italia. E l'altro invece è la citazione che di Spitzer fa Adolfo Omodeo nel suo libro Momenti della vita di guerra nel 1934, in cui Omodeo, che aveva avuto accesso al libro di Spitzer nell'edizione in tedesco, naturalmente in casa di Benedetto Croce, che aveva una formidabile biblioteca storica e che era anche amico personale di Spitzer, prende da questo libro, dal delicatissimo capitolo sul patriottismo, è il capitolo 19, l'egoismo e il patriottismo, estrae le lettere dei disertori e le discute, o piuttosto le condanna e le mette a confronto doloroso con le altre lettere e diari che pubblica, che sono tutte di ufficiali che erano caduti sul campo dell'onore. Il suo grosso libro è un libro di lettere e di memorie di ufficiali tutti caduti, pubblicate dai parenti o dagli amici, in genere in opuscoli per varie occasioni, che danno un ritratto unitario dell'ufficiale italiano della Prima Guerra Mondiale, possiamo dire come un tipo unico di interventista democratico. Possiamo dubitare che le lettere di Spitzer rappresentino bene il soldato italiano? Senz'altro. Possiamo dubitare che il libro di Amodeo rappresenti bene l'ufficiale italiano? Anche in questo caso direi senz'altro. Ma per ragioni diverse in fondo. Io credo, non so se mi sono troppo affezionato alla figura di Spitzer, ma credo che Spitzer, che ha raccolto, approfitto per darvi via via alcune notizie che forse non sono presenti a tutti, abbia raccolto le lettere dei soldati un po' a caso, in realtà le ha selezionate, certamente, le ha selezionate in ragione di come pensava di ordinarle per diversi interessi, che sono la gioia di ricevere una lettera, la lontananza, il ricordo, l'attesa della pace, il sogno, la fotografia, i bambini e la moglie, molte cose diciamo di vita quotidiana e di abitudini, piccole abitudini militari e di mentalità. Ecco. Ma credo che in questo ambito non sia stato certamente mosso da senso di inimicizia per l'Italia. Spitzer era un amico dell'Italia, intanto era un romanista. E gli amici austriaci sanno che cos'è un romanista nel mondo germanico. È uno studioso di lingue romanze ed è normalmente un amico dei popoli romanzi. Durante il nazismo nessun romanista si è compromesso, c'è forse una sola eccezione, vedendo la letteratura di specialità, ma insomma molto minore. Era un romanista, era innamorato dell'Italia e poi morto in Italia, cosa a cui si può dare un significato simbolico. Era un pacifista e un socialista. Come pacifista teneva addirittura delle conferenze alla istituzione viennese Urania,
che esiste tuttora e credo che faccia ancora da università popolare, diciamo, cosa veramente singolare si potesse fare nella capitale dell'impero asburgico, e non era l'unico. Dunque, certamente nella sua opera il soldato italiano, ma il prigioniero italiano, il soldato italiano, Spitzer cerca dietro l'italiano, proprio senza altri aggettivi, ma si rende conto e lo scrive anche, forse sbaglio perché i soldati sono tutti uguali. A un certo punto quest'uomo che sa contraddirsi in molti punti ha anche l'idea di aver forse preso una direzione sbagliata. In ogni caso quello che lascia è questo tesoro grandissimo di testimonianze, di cui però è impossibile e anche direi è sbagliato cercare di fare la sintesi. Prima di tutto bisogna ricordare che il prigioniero è un uomo provato. Può nel primo momento, e Spitzer testimonia attraverso delle lettere, questo rallegrarsi di essere diventato prigioniero. Alcuni si sono rallegrati anche in seguito e si sono inseriti nel paese in cui si trovavano. Non pochi in Austria, che con l'Italia nelle zone di confine aveva avuto rapporti così storici e intensi, insomma. Altri sono uomini umiliati, sono stati forse anche combattenti poco decisi, poco determinati, ma soprattutto vorrei dire questo: noi sappiamo oggi, sappiamo da tempo, perché le poste hanno comunicato alla fine della guerra che le poste militari avevano mobilitato 6 miliardi di pezzi, lettere e cartoline, 6 miliardi, 10 in Francia e più, forse 3 volte di più in Germania, ma qui i dati cominciano a essere incerti, io li desumo dalla raccolta di Caffarena. Dunque nessuna lettera è rappresentativa. Io adesso, se non continuo con i preliminari fino alla fine, vorrei presentarvene brevemente 4, perché di fronte a 6 miliardi di lettere, quello che noi possiamo presentare in un'antologia, in una scelta, necessariamente non può essere rappresentativo nel senso stretto del termine. Invece a questo punto potrei proprio passare a presentarvi un po' di quelle lettere, sarebbero 4 o 5 che ho riprodotto in parte, almeno nelle fotocopie che avete davanti a voi, e le ho scelte così, io le ho scelte, intanto le ho scelte su Caporetto, non così, come? No, le avete davanti a voi, quelli che hanno le fotocopie, non so se, ecco, se ce n'è qualcun'altra. No, non ho preparato una proiezione. Pensando anche che alcuni le possono portare a casa, lavorarci su e anche dirmene qualcosa, perché qui ci sono punti interrogativi di qua e di là. Dunque ho presentato per prime qui 2 testimonianze di soldati che raccontano Caporetto, quello che gli è successo, poco come diceva Paolo Gaspari, ma qui non lo raccontano al Ministero. Queste carte di cui ci ha parlato, che si trovano, credo, in parte nel suo libro, vero? Ecco, sono delle deposizioni, dei documenti ufficiali. Qui invece, per esempio, l'artigliere Orlando P. racconta la sua la storia della sua vita, tra cui il servizio militare e la sua guerra, per scrivere, perché vuole scrivere la sua vita per gli amici. Notate che la prima parte di questa vita è scritta a Ponza. Cosa ci fa a Ponza un signore di Manti, Cremona, che vive sempre con i cremonesi, che non parla altro dei cremonesi e che in realtà è un affiliato della Leggera. La Leggera era l''ndrangheta di Cremona al tempo. Poi questa società
malavitosa dell'Italia settentrionale era debole e ha lasciato il posto a quelle dell'Italia meridionale molto più vigorose, anche proprio in questi luoghi dove c'era la leggera. Studioso straordinario che è stato Montaldi, scomparso prematuramente, ci ha lasciato delle vite di malavitosi lombardi del suo tempo che raccontano la loro storia, e questo malavitoso Orlando aveva preso parte alla battaglia di Caporetto e racconta quello che gli è successo. Era uno che in guerra era andato volentieri, che per lui la vita era una guerra, prima e dopo. Ha sempre litigato con tutti e in guerra si è affezionato molto al suo capitano e per il suo capitano sarebbe morto. Professor Gasperi, così era, lo sanno anche altri storici, ma per il tenente no, il tenente lo odiava, e qui scrive l'ho visto scappare, ce l'avete lì, pallido in faccia, non più incipriato, come un vigliacco. Non so se leggervi qualche riga. Si vociferava una grande offensiva tedesca. Ecco, interessante che comunque certe cose si ritrovano. Si sa che il comando italiano e perfino i soldati, come succede, sapevano che ci sarebbe stata l'offensiva, almeno con qualche giorno, un paio di giorni di anticipo. E si sapeva quante divisioni sarebbero venute incontro, e in questo frattempo tutti gli ordini erano sbagliati. Si richiedeva al comando granate da 75, mandavano un altro calibro. Si richiedeva cartucce, mandavano bombe a mano, eccetera, eccetera. Disorganizzazione italiana a cui collabora anche il nostro. Perché poi nell'attraversare, bombardamenti, nell'attraversare Caporetto si vedeva uomini e cavalli con la bava bianca alla bocca, segno evidente del gas asfissiante. Ci sono degli errori di ortografia che sono stati mantenuti appositamente dal bravo editore Montaldi, e poi anche in questa mia trascrizione, anche se ho inserito qualche segno in più, avvertendo per leggere un po' più leggibile questo passo, cosa che farò anche in quello successivo. Si incamminavano per la strada che passa da Caporetto senza più comando da nessuno, e proprio in quel parapiglia vidi il mio famoso tenente, che fu uno dei primi a scappare. Salto e vi leggo la parte che è sottolineata, perché illustra un altro aspetto di tutta la guerra. Dunque, al pensare che al fiume del Tagliamento v'erano già ufficiali tedeschi vestiti da ufficiali italiani, che si scoprì mediante l'uccisione di uno di questi mascherati che a tutti i costi ci vietava di passare il ponte per farci prigioniero. Che cos'è questa storia? Questa è una, dico io, perché molte di queste lettere sono scritte, ma nessuno le ha mai commentate. Ora tutto questo materiale, tutto questo ben di Dio chiede anche commenti, anzi, insomma, è lì per quello, perché ci si ragioni. È una delle leggende metropolitane che si diffondevano durante la guerra, peraltro anche in periodi non di guerra. Oggi le chiamiamo da qualche tempo fake news, ma nella prima guerra mondiale lo sviluppo di queste leggende era stato così straordinario che lo storico francese Marc Bloch ci aveva scritto un breve saggio che si vede tradotto in italiano, spesso citato, e di cui avrei degli esempi anch'io raccolti anche in eserciti di altri paesi, perché ho cercato di fare dei confronti. Ho lasciato su questo qualche estratto sempre nell'anticamera a proposito dei confronti, ma qui non ne parlerò. E passo brevemente alla seconda lettera, che è questa volta di un soldato di Viganello in provincia di Viterbo, e che porta tracce vistose del dialetto centro-meridionale appunto del suo paese di origine, estremamente confusa e apparentemente non interpretabile, ma io credo di averla interpretata e ve la propongo qui, come si vede. Dunque, quando fu mezzanotte mi sento arrivare le bombe a mano, e quando tutto a un momento vedo gli austriaci che mi circondano, e allora mi rassegnai, sono prigioniero. E invece no.
Ma pensai, e io e altri 3 miei soldati, di fuggire, sarebbero commilitoni in realtà, lui è soldato semplice, parlo di lettere di soldati semplici, di fuggire nell'acqua, che sarebbe stata la palude di Monfalcone. Per 3 ore mi disposi la mia vita per morto nell'acqua, ma invece mi riuscì, e il giorno dopo sono raggiunto il reggimento a Civita. Civita non c'è, forse è Cividale, non mi sembra però la direzione giusta, forse ha fatto un grande giro. Questo non è della camorra cremonese, non è della leggera, ma il genere però mi si avvicina, è un soldato avventuroso, e vedrete infatti. Penserò io, appena siamo arrivati a posto a Piazzarti, e la medaglia d'oro della bravura che fece a scappare. Dunque lui è scappato davanti al nemico, ma in realtà poi ha finito per raggiungere l'esercito italiano e poi ha continuato anche la guerra, come si vede dopo. Dunque vite individuali, vite vissute così. Qui c'è una lacuna nel suo racconto, perché lo ritroviamo al ponte della Livenza. Si era buttato in acqua, ma deve esserne uscito, perché non era la Livenza quella in cui si era buttato, e qui dice 2 parole con rabbia, che si era stanghi morti. A momenti mi volevano ammazzare sul posto, perché avevo detto così. Quando l'ho fatto saltare questo posto che ci sono gli austriaci, questo ponte che ci sono gli austriaci, chiese a un capitano dei carabinieri. Io credo qui, sulla base delle caratteristiche fonetiche del dialetto del viterbese, che sia lui che chiede, chiesi, si dice chiese in questo dialetto. Si rimedia la storia, la si capisce. Arrivato al ponte della Livenza, lui, che è un soldato semplice, va dai carabinieri e dice: fatelo saltare questo posto. Come racconta dopo, questi lo mettono al muro, ma intervengono gli ufficiali dell'esercito e lo salvano. Viene però messo in manette e portato via. Verrà assolto e diventerà in seguito, continuerà la guerra a modo suo. Verrà assolto anche perché questa lettera, esaminata dalle commissioni dopo la guerra, non verrà ritenuta corpo di reato, e sappiamo che non è stato condannato. Dunque un finale a lieto fine. Vedete che queste non sono 2 vigliacchi, diciamo, sono 2 storie individuali di soldati che se la sono giocata a modo loro, ma io vi vorrei adesso, anche se penso che il tempo cominci a scarseggiare, leggere rapidamente 2 lettere che potete trovare nel libro più ricco di documentazione che ci sia al momento, assieme, devo dire, a quelli di Gibelli, ai 2 libri di Gibelli, quello recente e quello che citano molte lettere, e al libro di Giovanna Procacci, che ha in appendice tutte le lettere di disertorio, altri corpi di reato pubblicati dall'archivio del Tribunale Generale di Roma. Agostino Tambuscio, soldato del 275 Fanteria, nato a Savona nel 1897. Ecco, questo è Francesco Isola, friulano di Artegna. Ecco 2 soldati patrioti, non sono ufficiali, sono semplici soldati, ma condividono perfettamente la mentalità degli ufficiali, diciamo degli ufficiali di Omodeo, che non dovevano poi essere tutti gli ufficiali, ma insomma un certo numero lo rappresentavano. Verso le ore 2 del mattino del 24 ottobre 1917 un violentissimo fuoco di artiglieria martellava quel tratto di trincee e la sottostante seconda linea. Si ode il tamboreggiamento assordante di oltre 100 pezzi.
di cui dispongono in questo settore le forze avversarie. Salto un po', alle ore 7 il bombardamento va sensibilmente diminuendo, permettendo alle truppe non terrorizzate, come certuni vogliono far credere, di uscire dai reparti. E poi cito i passi che rappresentano, diciamo, il suo punto di vista. Ma qui si tiene duro. Le mitragliatrici gracchiano e falciano ed il nucleo degli assalitori, che non è rilevante, in poco tempo viene decimato. Gli austriaci volevano stordirci col cannone, ma il terrore non ha avuto presa su di noi. Il nemico è ricacciato. Una mezz'ora dopo ritorna all'attacco con forze superiori. La lotta non è di lunga durata. Non credevano di trovare tanto furore in questi pochi italiani che obbligano gli austriaci a mordere la polvere, ma insomma viene fatto prigioniero lui con il suo reparto. Vedete però che il racconto è polemico e mostra quanto abbia combattuto lui con i suoi prima di farsi prigioniero. E finalmente conclude: l'artiglieria nostra finalmente spara, è costretta a tirare a zero. Tirare a zero vuol dire tirare sui propri normalmente. E molti camerati cadono uccisi involontariamente da fratelli, è il cosiddetto fuoco amico. Non si può resistere, le retrovie sono invase dalla fiumana di austro-tedeschi. Vedete però che questo non lo dà in senso critico, lo dà come puro resoconto. Avrebbe avuto di che. Il fuoco amico è l'esperienza più terribile, più negativa che si possa avere combattendo una guerra. Scavalcano la nostra trincea, siamo costretti alla resa perché chiusi da tutte le parti. Addio patria mia. Ecco questo soldato che condivide l'ideologia che avrebbe chiamato, che Omodeo avrebbe chiamato patriottica, per non chiamarla nazionale, perché nel 1934 nazionale ormai voleva dire fascista. Ed ecco il friulano Francesco Isola. Il bombardamento nemico circa verso le 8 lentamente cessò. Già nei nostri cuori s'accese una speranza di conforto, già si sperò nell'infranta offensiva nemica. Qui avete anche delle espressioni un po' retoriche che si riportano a un certo mondo degli ufficiali in cui una certa retorica circola. Viene fatto prigioniero e gli chiedono dov'è il suo reparto. Voleva sapere dove si trovava il mio reparto. Indicai non il rifugio da dove ero partito, ma il fronte su in alto sul monte Smerli. Smerli e Mrzili, parola impronunciabile per noi, ma slovena, appena ricordata nella relazione precedente, e si vede che ha dato un'indicazione falsa per trarre. Sì, certo. Sì, e lui gli dice, sono lì, invece sono da un'altra parte. Mi credettero e mi risparmiarono dall'uccidermi e così salvai i miei compagni. Mi disvincolai. I bottoni della giubba saltarono, il petto sofferse alle baionette protese, solo la clemenza del più forte risparmiò la mia oscura morte. Così, ormai prigioniero di guerra, tutto quello che sino allora avevo fatto, avevo sacrificato, svaniva in un nulla per una fatalità di colpa che non era mia. Piansi amaro a trovarmi così. Ecco, un prigioniero che rivendica di avere combattuto fino all'ultimo e finisce addirittura con ricordare di vedere degli ufficiali austriaci che si erano messi ben al riparo come per presentarli in una luce di vigliaccheria. Quante altre testimonianze potremmo trovare su Caporetto? Poche in confronto a quelle che ci parlano della vita della prigionia o di quelle che i soldati scrivono occupandosi, non per raccontare di se stessi, ma occupandosi delle cose di casa. Il soldato pensa sempre a casa, il soldato contadino dà ancora ordini alla moglie, alla famiglia per vendere o non vendere, e dice qualche volta anche i prezzi, e non solo i soldati italiani, lo fanno anche i soldati degli altri paesi, io ne ho trovate moltissime.
possibilità, ma trovare lettere su Caporetto, essere sicuri che siano su Caporetto. Sappiate che la censura non permetteva di scrivere di azioni di guerra, quindi lettere o piuttosto diari, e che siano diari o memorie, che siano credibili, di soldati. Bisogna anche pensare che chi scrive deve essere motivato a scrivere. Questi due che vi ho presentato e un terzo che è il famoso Rabitto, Vincenzo Rabitto, lo scrittore inalfabeto siciliano che si è alfabetizzato per scrivere la sua vita, è una montagna di carta. Dunque per scrivere bisogna essere non solo portati, ma anche desiderare scrivere. Quindi le testimonianze su Caporetto, a parte quelle di Paolo Gasperi che hanno un altro carattere, cercate nella sfera privata, non saranno poi tantissime, chissà quante saranno. Per il momento io vi ho presentato queste. Non pretendo che abbiano niente da aggiungere a Caporetto, però sono le voci di alcune delle voci di quelli che Caporetto l'hanno fatta. Vi ringrazio. Grazie professore di questa testimonianza che, portando la voce dei soldati, conclude in modo molto efficace questa nostra giornata. Abbiamo un po' di tempo per un po' di discussione, per qualche domanda ai relatori. Quindi... Fare io una domanda al pubblico. Avete, quelli che hanno la fotocopia, l'ultima fotografia di una lettera che si legge molto bene, che è di un soldato salentino. Io non so se per caso attribuirla a Caporetto, parte da San Michele, ma quale San Michele sarà? Non so se qualcuno tra gli storici presenti riesca a trovare degli indizi lì dentro per attribuire più sicuramente questa lettera di un soldato che è morto dopo aver scritto questa lettera, che gli è stata trovata addosso e che non aveva consegnato alle poste. Ecco, se si possa capire quando è stata scritta. Dice: si muore sempre qui. Scusate di questa. Domanda? Posso chiedere io una cosa al dottor Gasperi? Di queste relazioni di cui lei ci ha parlato, ci sono degli echi precisi sul comportamento dei superiori, o, visto il carattere di inchiesta, tutto viene molto contenuto o taciuto? No, ci sono molti interventi sui superiori di alcuni ufficiali col grado di capitano, di maggiore. Tenente, sottotenente non ha la valenza medicale per poter criticare dei superiori. Uno di questi si chiama Ersilio Michel, è comandante del battaglione Valdadige, che va all'attacco sullo Iesa, che è dall'altra parte del Mesli, sulla valle dell'Isonzo, con questo battaglione che perde 200 uomini in queste 2 ore, l'ultima diciamo riserva, e arriva sullo Iesa, dove trova il generale Villani, che è comandante della 19ª divisione, che gli dice che le munizioni le trova lì, quelle altre se le faccia dare da lì, di là. In realtà lo Iesa è già conquistato dai tedeschi, le munizioni non ci sono, e Villani se ne va e lascia lì lui da solo. Villani dopo si suiciderà perché l'aveva fatta veramente grossa. Villani è uno dei generali, comandante di prima linea, che abbandona i suoi uomini e si ritira, dopo 2 giorni si suicida. Ersilio Michel nel dopoguerra diventerà molto famoso perché era amico di Prezzolini e con lui stava per scrivere una grande storia d'Italia che dopo Prezzolini, come voi sapete, non riuscì a scrivere. Era un insegnante di storia e filosofia delle scuole ed è un eroe ed è un maggiore, e lui dice di questo generale Villani che gli dice delle bugie, perché lui lì è senza munizioni, non hanno mitragliatrici e gli alpini riconquistano lo Iesa. Questo è un episodio, infatti una delle fotografie che ho tolto da questa cosa qui era di questo Michel, capitano era allora,
che se lo vedevi non gli davi niente, perché era magrino, magro, coi baffi, è un eroe. E questi tenenti che vanno all'attacco e riconquistano questa montagna sono degli eroi. Poi ci sono altri, c'è un avvocato napoletano, un certo giudice Pietro, che addirittura c'è il generale che lo interroga, che era il suo generale, che era stato liberato anche lui, va nella cosa e diventa ufficiale interrogatore. E lui dice al suo generale tutte le nefandezze che questo generale ha fatto, anche questo comandante di divisione. E il generale addirittura scrive nella relazione di questo tenente, perché era uno della milizia litorale, aveva sui 40 anni, un grosso avvocato di Napoli, dice si sbaglia, non è vero. Cioè ci sono alcuni di questi che dicono concretamente, gli altri dicono gli artiglieri non hanno sparato perché ci sono tutte le leggende che naturalmente sono fatte a posteriori, però ci sono almeno un paio di dozzine di ufficiali che criticano il comportamento. Poi 2 comandanti, la brigata Alessandria che lei cita e una delle brigate sfondate a Caporetto, sono 2, Alessandria e Caltanissetta, sono appunto dal Mesli, Vodil e Fondo Vallisonzo. Quindi quando lui dice sul Mesli c'era la Caltanissetta, non c'era l'Alessandria. Però la bellezza di questo racconto è che ti accorgi nella verifica chi racconta storie, come in ogni cosa, come un processo indiziario. Quando si fanno i processi che si devono verificare gli indizi, non si fanno i giudizi sulla base di indizi. Volevo chiedere, sentendo la relazione, tutte bellissime relazioni, veramente oggi ho imparato tante cose, d'altronde io non sono certo una specialista della storia della Prima Guerra Mondiale, ma vedendo il filmato di ieri sera che ci ha presentato Brunetta con queste miriadi di soldati che si buttavano in braccio ai tedeschi, cosa che diciamo dal punto di vista emotivo faceva anche male, no? E sentendo la relazione oggi di Gaspari e poi sentendo o leggendo tutte le relazioni che dicono che effettivamente c'erano tanti soldati che tornavano indietro dicendo la guerra è finita, non ne possiamo più, c'è la pace, eccetera, mi veniva da pensare che quello che rimane poi nella memoria è effettivamente il filmato degli austriaci che ci presentano, come poi ha ben detto Ceschin ieri, come un popolo di sconfitti. Cioè, anche perché proprio la complessità di queste operazioni, dove c'è chi combatte, dove c'è chi invece se ne scapperà, perché ci sarà qualcuno che scappa, perché tante sono le testimonianze che lo dicono, c'è chi combatte eroicamente, ma la vulgata alla fine è la più, diciamo, internazionale rispetto agli italiani, cioè popolo di vigliacchi, quella che rimane. Ma ecco, vorrei capire meglio alla fine, perché poi di genere si parla degli errori dei generali, no? E quindi vorrei capire di più, chiedo agli storici presenti, veramente come facciamo a spiegare agli studenti la complessità di questa operazione di Caporetto. Vorrei capirla meglio anch'io, grazie a voi. Forse sentire ancora qualche domanda e poi... 2 questioni. Ha rifatto anche la terza alla studiosa di toponomastica, ma è andata... È dovuta andare via. Sì, no, infatti comprendo. E una appunto su Caporetto e le fonti e un'altra sulla magnifica relazione sulla stampa interna austriaca che mi ha assai interessato. Parto da questa perché la domanda è più puntuale. È estremamente interessante i topoi che in questa stampa circolano. Mi chiedevo se c'era una qualche relazione con il fatto che questi stessi topoi in realtà li troviamo anche nella stampa cosiddetta di trincea austriaca, cioè sui giornali che venivano utilizzati
come in tutti gli eserciti, come in tutte le forze armate del tempo, per i propri soldati, e anche nella stampa che veniva lanciata, la stampa di propaganda organizzata dall'ufficio di propaganda militare austriaco sulle truppe italiane. Esistevano dei giornali, diciamo, fintamente italiani, e tutte queste cose hanno una loro circolarità. Allora, se l'ufficio stampa militare sovrintendesse in qualche modo, in forme non totalitarie ma certo efficaci, alla circolazione degli stessi punti. Farei l'altra domanda invece a Gaspari, giusto per non sembrare che poi dopo ascoltiamo le cose e ci disinteressiamo gli uni degli altri, che quindi almeno una piccola traccia di dibattito possa rimanere. Due domande puntuali, una sul fatto che queste fonti degli interrogatori degli ufficiali al rientro abbiano qualche, come dire, in inglese si direbbe qualche bias, qualche pregiudizio. Cioè questi ufficiali dovevano dimostrare al rientro che avevano combattuto. Credo che è una fonte pensata su questa. Nessun ufficiale sano di mente avrebbe detto io non ho combattuto e rivendico di non avere combattuto. Escluso un ufficiale che poi volesse passare nel Partito Socialista Internazionalista, diventare bolscevico e guidare gli arditi del popolo. Ecco, questa sarebbe l'unica possibilità. Gli altri avrebbero detto tutti abbiamo combattuto. Il grande merito di Gaspari, che gli ho riconosciuto a parole, ha scritto, quindi non dovrebbe stupirsi, è che lui queste carte le ha guardate e soprattutto, come oggi ha accennato, le ha confrontate, non proprio sistematicamente, ma ha fatto qualche confronto sulle carte austriache o più esattamente sulle pubblicazioni austriache. Questo è un merito secondo me notevole, però rimane il fatto che la fonte storica è precostituita in un senso. Ecco. E mi piaceva sentire le sue considerazioni su questo. L'altro punto, anche qui perché rimanga un minimo di traccia di un dibattito e che non ci ascoltiamo con disinteresse reciproco, tutti, non io e lui, perché io non ho niente contro Gaspari, come sono quasi del tutto sicuro che Gaspari non ha niente contro di me, ma insomma diciamo contro un'altra interpretazione, però diciamo, lui ha parlato di battaglie, parla di battaglie, ha una collana sulle battaglie e oggi ci ha dato anche le cifre, 250.000, 300.000 uomini, 200.000, quasi Caporetto. Però la piccola contraddizione, diciamo così, è che poi queste battaglie, come giustamente titolano tutti i suoi libri tranne uno, diciamo, sono le battaglie dei capitani. Cioè sono scontri locali condotti da, diciamo così, comandanti in subordine che si trovano alla mano dei reparti e, come in tutte le ritirate, no che Caporetto fa eccezione, come in tutte le ritirate c'è qualcuno che combatte. Se non avesse combattuto nessuno, gli austro-tedeschi sarebbero arrivati a Messina. Non si sarebbero fermati nemmeno al piano, non avevano bisogno nemmeno di varcare i ponti. È chiaro che qualcuno combatte. Il punto dello storico è qual è il dato caratteristico. Il dato caratteristico mi sembra un po' che sia una rotta. Certo, ci sono anche combattimenti, ma allora i combattimenti, se ci fossero state battaglie, le avrebbe dovute dirigere il comandante supremo o qualche generale d'armata, qualche generale di divisione che comanda appunto 20, 30, 50, 100.000 uomini. E questo non c'è, mi sembra. Poi possiamo dire, giustamente, qui è merito di Gaspari aver sottolineato che qualcuno combatté, ma qualcuno combatté nel mezzo a, diciamo, quantomeno un problema. Ecco. Potremmo qui già avviare le prime risposte, sì. Prego. La mia è abbastanza breve, comunque effettivamente c'era un controllo della Kriegspressequartier che era quello che aveva due funzioni, una era attraverso il Kriegsüberwachung Bureau, credo, era una censura, diciamo che
controllava e cancellava quello che i giornali potevano pubblicare, che fosse appunto non permesso, però c'era una cosiddetta, quella era censura preventiva, però ce n'era un'altra che si chiama così, censura propositiva, che era appunto il lavoro del Kriegspresse Quartier, cioè questi producevano testi per diverse commissioni che potevano essere appunto i commenti alla guerra, controllati dal bollettino ufficiale, cioè i redattori tutti accreditati potevano soltanto personalizzare appunto il loro testo oppure cancellare, insomma. E poi c'era un altro canale, soprattutto dopo il 1917, quando questo Eisner Pubna è stato nominato a capo del Kriegspresse Quartier. Lui aveva praticamente aumentato la produzione di testi sia in linguaggio iconico che in linguaggio verbale, per diffonderli tramite per esempio il corpo diplomatico, tramite per esempio i giornali, ma anche tramite appunto i giornali, come lei ha detto, che erano stampati in Italia. Per esempio la Gazzetta Veneta era un giornale austriaco stampato in italiano per dare un'altra immagine appunto dell'Italia, dell'Austria e della guerra che l'Austria combatteva. Quindi possiamo dire questi topoi sono molto vecchi, ce ne sono alcuni soprattutto che riguardano l'italiano, che è sempre visto come qualcuno che andava a lavorare in Austria, però con la guerra diventano appunto gli italiani poveri, gli italiani appunto vigliacchi, quelli che sono sempre scappati. Insomma. Sì, rispondo prima alla professoressa Lazzaretto. E quei filmati che noi vediamo, i filmati sulla prima guerra mondiale sono in tutto mi sembra siano 15-14 minuti, sono sempre gli stessi che girano, non sono tanto, non sono molti. Quelli lì sono filmati che con l'offensiva austro-tedesca la 14ª armata porta dei cineoperatori austriaci e tedeschi, anche ungheresi arrivano a un certo punto, perché devono documentare la grande vittoria. Per loro una grande vittoria è il miracolo di Caporetto, perché loro non pensavano di farcela. Quando Borojevic, gli dicono al generale Borojevic che c'è questo attacco che vogliono fare a nord da Caporetto, Borojevic, che è un grande generale e che ha visto dopo 2 anni cosa hanno fatto gli italiani sul Carso, che hanno attaccato per 2 anni ininterrottamente dal basso verso l'alto queste posizioni formidabili, perché vedete nella prima guerra mondiale mitragliatrici e cannoni a tiro rapido determinano l'assoluta invincibilità della difesa, per quello che è una guerra immobile, perché chi si difende ha una supremazia su chi attacca. Gli italiani hanno fatto questo, nonostante la supremazia loro sono l'unico esercito dell'intesa che conquista pezzi di territorio, poche decine di chilometri, d'accordo, sia sul Carso, sia a Gorizia, sia sulla Bainsizza, del territorio nemico. Cioè nessun altro esercito, i francesi difendono casa propria, noi siamo andati oltre. Vabbè. E Borojevic dice, non ce la farete mai, perché Borojevic ha una grande stima degli italiani, perché sono stati i suoi nemici e lui con poche forze, con poche artiglierie è riuscito a fermarli per 2 anni. I filmati sono filmati di propaganda, per cui ti fanno vedere i soldati italiani col fiasco in mano nella piazza di Udine che bevono, che ridono, che scherzano, oppure questa massa di soldati sono filmati di propaganda, quindi sono fatti apposta per dare l'immagine. Poi dobbiamo sempre tenere presente che sia la memorialistica tedesca sia quella austriaca si tratta di una cosa di persone che hanno perso, di eserciti che hanno perso la guerra, hanno una guerra persa e loro devono in qualche modo legittimare la loro valenza, il loro onore, la loro gloria in qualche modo. E infatti durante il dopoguerra cosa assistiamo? Assistiamo che in Germania soprattutto, ma anche in Austria, gli ex soldati di questi reggimenti pagano degli storici perché costruiscono la storia del reggimento, perché avendo perso la patria loro, è il reggimento la loro patria.
e quindi cercano di identificarsi nel comportamento valoroso nella storia del reggimento, e per fortuna l'hanno fatto, perché abbiamo delle storie reggimentali così minuziose, così con queste piantine, con questi schizzi, che sono superiori senz'altro a quelli italiani, perché fatti da storici di professione, che ci sono utilissimi per costruire anche i nostri combattimenti. Però devi mettere a confronto queste due fonti. Professor Labanca, le dico questo: allora, gli archivi dello Stato Maggiore dell'Esercito sono aperti dal 1990 a tutti, cioè uno telefona, prende l'appuntamento e va lì e gli fanno vedere tutto, di tutti. Ci sono delle cose ancora da sistemare, per esempio parlava questa mattina quello della medicina, ci sono tutta la relazione, per cosa fa l'esercito italiano alla fine della guerra? Appunto per questa immane opera di medicina, fa fare delle relazioni per ciascuna armata, e sono, mi sembra, 7-8 volumi che non sono mai stati ordinati, quindi non sono ancora in consultazione, che raccontano tutta la casistica della medicina italiana. Quindi il lavoro che state facendo voi su queste fonti, quello della Terza Armata è un volume, ma ce ne sono anche di altri. Ecco, allora il discorso è questo: indubbiamente alcuni di questi ufficiali tirano l'acqua al loro mulino, perché è più che umano, però è il confronto, perché tu hai il generale o il colonnello comandante del reggimento che è prigioniero, poi ci sono l'aiutante di campo, l'ufficiale di ordinanza dello Stato Maggiore di questo colonnello, comandante di reggimento, c'ha tutta una serie di altri ufficiali del comando. Poi hai quelli che sono dell'artiglieria, che magari questi qui sono quelli che hanno scappato, perché una volta che i soldati nemici arrivano sui cannoni, l'artigliere spara coi cannoni, non spara col fucile e se ne va. E quindi lo sbandamento è anche di questi ufficiali, oltre a quelli dei servizi, anche quelli dell'artiglieria. Quindi fra tutti questi, poi c'hai gli ufficiali del genio, hai gli ufficiali della catena, perché c'hai il tenente colonnello, poi c'hai i maggiori, i capitani, i tenenti, i sottotenenti e gli aspiranti. Hai tutta la catena, vengono fatti tutti i prigionieri costoro. E quindi ce ne sono certi che dicono le bugie, indubbiamente. Infatti io il mio libro è quello grosso, l'ho detto Le bugie di Caparetto, perché sono le bugie sia degli austriaci che dei tedeschi, sia degli italiani. Allora, la cosa è di questo tipo. Ritorniamo un attimo. Poi parliamo delle battaglie, rimaniamo un attimo sulle testimonianze. Lo sfondamento che viene fatto a Caporetto è di 27 km nel giro di un giorno. Io l'ho confrontato con tutti gli sfondamenti della Prima Guerra Mondiale, su tutti i fronti, anche quello orientale. Non c'è nessun sfondamento così profondo in un sol giorno. Cosa succede? Che dici, uno sfondamento così profondo, il miracolo di Caporetto, che è fatto da questi due reggimenti della 12ª Salesiana, chissà, hanno decorato gli ufficiali che hanno fatto questo miracolo. Non c'è nessuna decorazione. La decorazione principe per loro è il Pour le Mérite, neanche una decorazione, è un ordine che viene dato per il merito, istituita da Federico il Grande. Non c'è nessun ufficiale che prende il Mérite. Quando la professoressa ha fatto vedere l'immagine degli ufficiali tedeschi, c'era anche l'immagine dell'unica Pour le Mérite che viene data il 25, il giorno dopo lo sfondamento, di quel soldatino lì, che dopo morirà sul Torre, nella battaglia del Torre, che si chiama Schnitzler, mi sembra, è un sottotenente, Schinkler. Sì, quello lì è un soldatino piccolo che ha questo sguardo un po'. Quello lì è l'unico Pour le Mérite, perché è della 12ª divisione e gli sembrava che avesse preso il Mataiuri, aveva preso un anticipio, il Mataiuri viene preso veramente da Rommel, che non gli danno il Pour le Mérite, per cui gli dice, ma guarda questo qui. L'unica Pour le Mérite che danno il 24 ottobre è a un ufficiale che riesce a portare di notte la mitragliatrice sopra il Monte Piatto, che è uno dei monti di fianco a Piazza Zagradin. Anche questo ufficiale si chiama Nickler, se non mi ricordo, ma sapete chi è questo ufficiale? È un sottotenente, muore dalla fatica, muore un altro soldato perché portano la mitragliatrice sul monte e il giorno dopo riescono a sfondare la linea di Passo Zagradin. Questo qui alla fine della guerra sarà generale, avrà combattuto contro i partigiani jugoslavi e sarà il comandante di tutto l'esercito tedesco. Hitler, era amico personale di Hitler, gli dà il comando di tutto l'esercito nelle ultime 2 settimane di guerra. E questo tenente che è lì, che prende il Pour le Mérite
il 24 ottobre. Però loro non danno nessun pour le mérite per lo sfondamento di 27 km, che è una cosa enorme, perché non c'era merito. La pour le mérite è una decorazione rarissima, ne danno 600 in tutta la guerra, rarissima, e si premia il merito in combattimento. Lì non c'era merito perché la resistenza italiana era nulla. Non c'erano reparti in fondo a Val d'Isonzo in grado di fermare con una potenza di fuoco e con trincee adeguate questa infiltrazione. Cosa succede? Succede che durante l'inverno, questo lo dice Ludendorff nelle sue memorie, che tradotte in italiano, tra parentesi, anche da diversi decenni, lui dice che durante la guerra tutto l'esercito tedesco, anche i memoriali di molti ufficiali, viene riaddestrato all'uso delle mitragliatrici leggere e alla tattica dell'infiltrazione. E dopo, nella primavera del 18, l'esercito tedesco passa all'attacco. Prima si era sempre difeso sul fronte occidentale, passa all'attacco, lì si distrugge perché anche lui lì perde 3 soldati tedeschi a monte di una sola perdita franco-inglese, come noi abbiamo fatto per i 2 anni precedenti. Chi attacca perdeva 3 soldati in confronto a uno che si difendeva. I tedeschi fanno un po' meglio, ne perdono solo 2,5 rispetto ai 3 che perdevano i francesi. Però tutto l'esercito attacca e anche lì fanno una serie di sfondamenti che i francesi riescono a tamponare perché dopo l'ammutinamento del 17 hanno metà esercito di riserva, hanno decine di corpi d'armata di riserve, però i tedeschi il primo lo sfondano di 60 km in una settimana, che è più di quello di Caporetto, perché il sfondamento di Caporetto sono di 100 km in 2 settimane. Lì in una settimana i tedeschi sfondano il fronte di 60 km, arrivano vicino a Parigi e già stanno per lasciare Parigi i francesi di fronte a questo grande sfondamento. Quindi per darvi l'idea che il soldato italiano in quel punto lì non è inferiore al soldato francese ed è anche pari a quello tedesco. Allora, il problema di queste fonti, come vi ho detto, facendo il confronto, verificando tutta la catena di comando, ti accorgi chi proprio strappa e tira troppo la coperta. Ci sono dei casi, indubbiamente, però dopo tutto si riesce a... Le grandi battaglie. Allora, la battaglia di Caporetto abbiamo detto su 350.000 uomini fra una parte e l'altra. Quella che vi ho detto del 30 ottobre siamo lo stesso. La battaglia di Udine ha poche migliaia di uomini, si tratta di 3-4.000 uomini, però quelle di Cividale sono 80-90.000 uomini. Quelle cioè, conti le divisioni sono 10.000 uomini, quando sono 3 divisioni una di fronte all'altra sono 30.000 uomini come minimo. Allora, una battaglia di 30.000 uomini è una battaglia enorme. La battaglia di Ragogna, un'altra delle battaglie della ritirata, è una brigata, quindi sono circa 4.000 uomini, 3.500 uomini, che tra i reggimenti che vengono lasciati sul monte di Ragogna con i ponti già saltati e che si difendono per 2 giorni, prima e dopo il saltabrillamento dei ponti. Ed è una battaglia che porta, questa è un po' conosciuta perché è talmente grande, ma sono battaglie in cui i tedeschi, gli austriaci in questo caso, attaccano con 3 divisioni, quindi 30.000 uomini contro 3-4.000. Ci sono queste battaglie, anche prendiamo Pozzuolo stesso, che vengono decorati tutti gli ufficiali del Genova e del Novara, tutti vengono decorati medaglie d'oro, medaglie d'argento a Iosa, perché è l'elite che combatte rispetto alle altre brigate di fanteria del popolo che non combatte secondo l'interpretazione ideologica delle classi dirigenti dell'epoca. Però questa brigata di fanteria comunque di Emu Capodilista, io ho conosciuto il Francesco Papafava, che è figlio di Novello, con il quale abbiamo fatto un libro proprio sul memoriale Boriani. Poi ho pubblicato io l'anno scorso, ho ripubblicato il libro di Omodeo. Il libro di Omodeo, apro una piccola parentesi, Omodeo sul Piave è comandante dei pezzi di artiglieria. Non si ritira, cioè arretra di 50 metri e continua a sparare, prende una medaglia di bronzo, però lui vede morire intorno a sé, per quello che dopo scrive il libro, perché come fa uno storico di quel livello lì a perdere anni, perché ne avrà perso almeno un paio, per fare questa raccolta, perché vede morire lì almeno una dozzina di giovani ventenni, che sono medaglie d'oro.
li vede morire, perché sul Piave abbiamo questo eroismo incredibile dei ragazzi del 99, ma poi anche degli altri che li fermano. E lui si prende carico di questa testimonianza sua e la manifesta raccogliendo le lettere di questi morti in battaglia. Quindi nasce da un senso etico civile il suo impegno morale di raccogliere, perché 2 anni per raccogliere quella marea di documenti sparpagliati in tutta Italia. Oggi se uno facesse quella roba lì li fa in breve perché c'ha il prestito interbibliotecario, ma allora lui doveva andarsi a prenderseli in vari posti e farseli arrivare. Quindi per dare l'idea che alcuni intellettuali hanno capito l'enormità di quello di cui erano stati testimoni e hanno agito in conformità al loro senso etico, come Omodeo, come tanti altri. Queste sono delle grandi battaglie, perché sono di decine di migliaia di uomini. Quando ci sono 5 divisioni tedesche, quindi 50.000 uomini, che attaccano l'ala sinistra della seconda armata che si sta ritirando, sono 300.000 uomini, è una grandissima battaglia. Una grandissima battaglia. I combattimenti ci sono, i combattimenti, c'è un'altra battaglia enorme, quella famosa è quella di Longarone. Vengono fatti 10.000 prigionieri, lì Rommel fa un'altra azione mirabile, però nessuno dice che Rommel attaccava da sud e da nord stava venendo giù la 10ª armata austro-ungarica che erano presi fra 2 fuochi. Cioè, se tu ricostruisci le battaglie riesci a capire, se tu non le ricostruisci non capisci quella guerra, perché è una guerra in cui la guerra sono battaglie. Se tu non le ricostruisci ti manca la base stessa per esprimere delle valutazioni. È come se noi non avessimo ricostruito la battaglia di San Martino, di Custozza, no? Oppure di Waterloo. La battaglia di Waterloo ci sono state decine di ricostruzioni. Per le nostre invece niente. Quello che è il guaio, no? Devi ricostruire le battaglie. Come fa un popolo a vivere senza la consapevolezza di come si è comportato in situazioni letali e così pericolose come un campo di battaglia? Non puoi. Noi invece questa cosa qui l'abbiamo un po' compiuta, l'abbiamo un po' fatta. Per dire un'altra cosa, allora la grande battaglia del 30 ottobre, rispondendo sempre al professor Labanca, Kafka scrive un paio di pagine sulla battaglia del Tagliamento, quindi anche Kafka sapeva di questa battaglia. Lui scriveva dalla parte austriaca, si riferiva più verso Ragogna, verso l'alta pianura friulana. In effetti la battaglia del 30 ottobre è il connubio fra una manovra tedesca che cerca di andare a colpire il fianco dell'ala sinistra della terza armata che si sta ritirando nella bassa friulana e una manovra che il generale Grazioli, il generale Montuori, vero comandante della seconda armata dopo che Capello se n'è andato, e altri 2 o 3 generali di cui adesso non mi ricordo bene il nome, ma comunque dei grandi generali, si trovano durante la notte fra il 28, il 29 e il 30 e ordinano un attacco verso i tedeschi che loro pensano stiano andando verso i ponti di Codroipo. Cioè loro dicono attacchiamo i tedeschi sul loro fianco in modo che riusciamo a sfondarli e a ricongiungere la seconda armata che si era rotta. Ecco, questa è una manovra a cui loro dedicano circa 3 brigate. Allora queste 3 brigate attaccano i tedeschi nel momento in cui i tedeschi attaccano gli italiani, si scontrano, i tedeschi hanno la meglio nel senso che sono meglio armati, hanno più mitragliatrici e sanno manovrare meglio degli italiani perché gli italiani la guerra di movimento non l'avevano mai fatta, invece loro l'avevano fatta nei Carpazi, l'avevano fatta contro i bulgari eccetera, contro i rumeni. E quindi c'è questa battaglia di movimento in cui tu vedi lì i generali e i colonnelli che sono in prima linea, ma non perché sono andati loro in prima linea, perché la prima linea è andata da loro. E alcuni, c'è il famoso Jacopo Cornaro, che è un veneziano, che combatte a Codroipo, è ferito, bucherellato da tutte le parti, comandante mi sembra di un reggimento, è un eroe Jacopo Cornaro, però dove sta scritto che Jacopo Cornaro veneziano è un eroe? In nessun libro. In nessun libro.
Un'altra cosa, per darvi l'idea della cosa terribile che fanno, siccome i tedeschi sono in inferiorità numerica rispetto agli italiani, loro usano le pallottole esplosive, che oggi si è parlato di gas, si è parlato di cose, ma le pallottole esplosive venivano usate anche dagli austriaci, ahimè, quando serviva perché erano abbastanza costosette, quindi le usavano solo in momenti molto... Queste pallottole esplosive sono le famose pallottole Dun Dun che hanno una croce sulla cosa. Quando queste qui trovano una resistenza, esplodono. La pallottola normale può passare anche un uomo fuori per fuori, o si ferma dentro e c'è solo la ferita, dopo la tiri fuori. Questa qui esplode dentro come una piccola bomba, creando delle emorragie terrificanti, per cui o chi è ferito da questa pallottola viene subito soccorso e si blocca l'emorragia, oppure muore nel giro di pochi minuti. Era una pallottola che serviva a distogliere dal combattimento i compagni del ferito, che vedendolo lì boccheggiante con il petto squarciato o con l'addome squarciato, correvano e quindi smettevano di combattere. E ci sono delle descrizioni di questi soldati che vanno all'attacco e vengono colpiti da queste parole, anche gli ufficiali logicamente, ma anche i soldati vengono colpiti da queste pallottole esplosive. E nonostante continuano ad andare all'attacco. Allora tu ti chiedi, perché la rete della catena di comando comunque esisteva. Se ti ordino di andare all'attacco, ti fermi quando vedi che naturalmente stanno tutti cadendo, sono gli ufficiali stessi che basta, fermiamoci, nascondiamoci dentro il fosso e aspettiamo che le cose si calmino, ma se no continuano ad andare all'attacco, allora devi raccontarlo, se no... Grazie, prego. Io ho una piccola domanda per il professor Renzi. Lei ha detto che le lettere sono tutte esclusivamente dei soldati. Ci sono anche, o è possibile fare un confronto fra le lettere da ufficiali e lettere, perché lo si vede sull'aerografia per esempio, che è molto diversa di chi è fortemente alfabetizzato. E poi se il clima o gli argomenti che venivano trattati potevano dare un senso diverso di visione proprio di livello strato sociale. Questo credo fosse stato abbastanza, o potenzialmente. Infine, non abbiamo ovviamente delle lettere da prigionieri, perché i prigionieri avevano il diritto di scrivere a casa o no? Ah, ecco, perché quindi non era solo sulla seconda guerra, ma anche sulla prima questa disponibilità, magnanimità, diciamo. No, noi abbiamo lettere di tutti questi gradi. In pratica leggiamo le lettere dei soldati per la prima volta nella raccolta di Spitzer. Poi nelle raccolte successive, quella di Caffarena, e poi ce n'è anche in rete messe in modo selvaggio. Le lettere degli ufficiali sono state raccolte forse per la prima volta da Omodeo nel suo volume, ma venivano già da pubblicazioni diverse, erano lettere o erano diari. Piuttosto un dubbio è dove diavolo siano finiti i sottufficiali. Li vedo poco considerati dalla storiografia, almeno per quello che ho visto io. Si sa che nell'esercito hanno un grande ruolo, perché sono forse una via di mezzo o vengono accorpati con gli uni o con gli altri. Le differenze, io l'ho accennato questo, sono enormi tra le lettere dei soldati e quelle degli ufficiali, per quanto forse si sia trascurato che esistevano dei soldati istruiti. In Francia sono moltissimi, perché la Francia faceva studiare molti di più e non c'era posto perché tutti diventassero ufficiali. In Italia l'esigenza era contraria. L'Italia aveva fatto studiare troppa poca gente, come ancora adesso dicono le statistiche, e quindi doveva reclutare ufficiali, ha fatto molta fatica ad averne e poche persone istruite sono sfuggite da questo onere e onore contemporaneamente. Volevo dire un'altra cosa poi a proposito della domanda di Alba Lazzaretto di questi filmati. Il fatto che siano di propaganda certo ci deve rendere prudenti, addirittura sospettosi, però noi sappiamo del numero del materiale di guerra abbandonato dopo Caporetto per delle cifre esorbitanti. Tra questi ci sono i fucili. Perché? Perché questa è quella dei fucili abbandonati è una cosa che bisogna prima o poi chiarire.
Parla tu, Allora, è più interessante. vi No, faccio perché, solo un esempio scusa un recente. momento, volevo dire, Sì. abbiamo visto quei soldati che marciavano senza fucile. Il soldato senza fucile si è arreso, non è più soldato e sarà processato. Oggi, ieri, quando ho fatto il servizio militare io, è sempre stato così. Il soldato deve avere il fucile. Adesso sentiamo però quello che dice Gaspari. No, mi scusi, io devo entrare un po' in dubbio quello che il signor Gaspari ha detto, non i fatti. Lei ha ragione che bisogna studiare i fatti, ma io penso che la domanda è una domanda sbagliata. Abbiamo proprio ancora oggi il dovere di domandarci se un popolo sia imbelle o no, se un popolo sia vigliacco o no. Questa domanda non la capisco più. Noi storici e tanti altri parlano troppe volte in un modo troppo generalizzato. Parliamo degli italiani, degli austro-ungarici, degli tedeschi, ma queste realtà non esistono. Secondo me si deve domandare in quali condizioni un individuo fa quale cosa. Lei ha detto ieri, durante il suo discorso, ha detto i contadini e i giovani fanno la guerra. Mi scusi, la guerra, loro sono sforzati a fare la guerra, ma i contadini e i giovani non hanno fatto la guerra, ma tutto il sistema e tutta l'ideologia ha fatto la guerra e non i contadini. Io penso che è molto importante studiare i fatti e quello che ha detto lei delle battaglie, tutte queste cose sono molto importanti, ma non parliamo di popoli e non mettiamo tutti in un cassetto ideologico. No. Altre osservazioni, no? Diamo la parola, prego. Il suo intervento mi ha fatto dimenticare le altre. Allora, però per i fucili, no? Allora, guardate, come dire, uno degli ultimi diari che ho pubblicato è il diario di un ardito. Questo ardito, un veneto, fra Padova e Vicenza, ha una caratteristica abbastanza strana, è un terziario francescano ed è ardito dal 17 fino al 20, cioè uno di quegli arditi che riescono a vivere tutta la guerra, ed è un caporale, dopo diventerà sergente. Essendo un terziario francescano, scrive abbastanza bene e scrive questo diario. Dopo, alla fine della guerra, lui diventerà proprio frate, e lui in questo diario scrive che cerca di mitigare questi arditi, soprattutto quando bestemmiano, quando fanno delle cose, però anche lui uccide. E lui, gli arditi, non è che si mettessero a fare discussioni filosofiche con il nemico, anche perché molte volte il nemico stesso non faceva prigionieri arditi, e gli arditi molte volte non facevano prigionieri. Per esempio quelli che sparavano con le pallottole Dum Dum venivano tutti uccisi quando venivano presi. Quindi la guerra è anche questo. I fucili, lui racconta appunto una cosa che è nella cosa quando lui è ardito, si ritira, combattono, a un certo punto in tutta questa calca di gente, di reparti, di muli, di carri, di popolazione, sono circa 300.000 che scappano, perde il suo reparto. Ci sono tanti che sono sbandati, ma non perché vogliono essere sbandati, perché capita di perdere il reparto. Molti lo trovano nei paesi, molti non lo trovano, e lui si trova a passare il Piave. Al Piave ci sono i carabinieri che fermano tutti i soldati sbandati che hanno ancora il fucile e gli fanno mettere giù il fucile. Per quello ci sono le cataste di fucili che vengono descritte. Quando tu leggi le relazioni anche dei ufficiali della commissione d'inchiesta o dei fatti prigionieri, sono anche ufficiali dei carabinieri, e loro erano proprio preposti nei punti di passaggio, sui ponti, in certi incroci, a fermare chi avesse abbandonato il fronte senza autorizzazione.
c'era anche la cavalleria che fungeva da polizia militare. E quindi ci sono queste testimonianze che dicono quelli che sono passati sono dei servizi o reparti di artiglieria che non erano state arretrate, erano troppo vicino alla prima linea, che naturalmente di fronte all'amico si ritirano. Non sanno sparare, non hanno il fucile, per evitare di essere fatti prigionieri si ritirano. Ecco, quindi questo è il senso. Ci possono essere stati dei soldati che hanno buttato il fucile, certamente. Ci possono essere stati dei fucili, sono 5 milioni e mezzo di mobilitati, c'era dentro di tutto. C'era dentro di tutto. Quando si parla delle fucilazioni, guardate, questi qui venivano fucilati perché stupravano, uccidevano e rubavano. Le 1000 fucilazioni italiane sono tutte 1000 fra processati e fucilazioni senza processo, e sono molte di più delle 400-500 francesi. Però la Francia era una nazione che esisteva da 500 anni. Noi esistevamo da 400 anni, avevamo una società socialmente arretrata e anche economicamente arretrata, quindi non c'era confronto un contadino meridionale con un contadino francese, anche proprio per orgoglio. Il contadino francese sapeva da dove veniva, il contadino meridionale al di fuori dell'ambito del suo paese non sapeva nulla. Quindi anche questo dobbiamo tener conto. Gli soldati italiani erano molto più arretrati culturalmente rispetto ai tedeschi, che era una società. Quindi c'è anche questo aspetto qui. La mia, signore, mi faceva il discorso sull'ideologia, non è un'ideologia. Cioè l'ideologia sarebbe quella di vedere con la mentalità di oggi interpretare quella guerra lì. Quella guerra lì è nata, quelli che l'hanno ideata sono i governi, perché le guerre le dichiarano i governi, i capi di Stato. I contadini sicuramente non la volevano la guerra e anche molta parte della borghesia non la volevano. Però le guerre le stabiliscono i governi, non fanno mica un sondaggio, come si dice, per sapere se bisogna fare la guerra o no. E il risorgimento nostro l'hanno fatto 4 gatti. In tutto il risorgimento muoiono 6.500 italiani. E in tutta la guerra ne muoiono 650.000. Purtroppo il nostro risorgimento è stato fatto con solo 6.500 morti. Ci sono ancora oggi in Europa delle nazionalità che per avere una loro patria farebbero carte false per perdere solo 6.500 uomini. Parlo degli armeni, di tutti quei popoli che la Turchia, l'altro grande impero ancora non smembrato, che si troverà a fare le patrie. Dall'impero austro-ungarico abbiamo avuto una guerra che si è chiusa appena 15-20 anni fa. Adesso, una volta gli sloveni andavano a scuola di serbo-croato. Adesso i croati stanno modificando la loro lingua perché vogliono proprio separarsi dai serbi e stanno inventando un nuovo croato, con nuove parole, con nuove. Il croato di 30-40 anni fa è incomprensibile ormai. Proprio per fare la loro identità nazionale, la loro patria, perché stiamo parlando dell'Europa delle patrie. Mazzini diceva che l'umanità è la patria di tutte le patrie, ma io dico è l'Europa la patria di tutte le patrie, perché è l'Europa che fa nascere le patrie. Quello che succede in Africa e succede in Asia sono dei popoli che ancora non hanno la classe dirigente per farsi le patrie e non hanno patrie. Nel momento in cui sei patria sei anche democrazia, perché a quel punto lì incominci a sviluppare, se non c'è qualche dittatore di turno che prende le cose, incominci a sviluppare un'idea di democrazia propria. Quindi la fine della prima guerra mondiale ha fatto nascere l'Europa delle patrie, quindi non è ideologia la mia. Il fatto è che appunto perché la nostra è una patria molto debole culturalmente dal punto di vista etico, dobbiamo rifarci agli esempi di eticità che sono Risorgimento e Prima Guerra Mondiale. Che altri esempi di eticità abbiamo? La guerra d'Africa? Non so. Solferino era francese, San Martino. L'Italia ha una grande storia anche prima del Risorgimento. Comunque mi pare che possiamo chiudere il convegno se non ci sono altre. Chiudere, scusate, la sessione. Domani questa discussione, come dire, mi pare
dimostri chiaramente l'importanza di questa iniziativa. Si è sempre parlato molto di Caporetto e molte sedi negli anni passati, e devo dire che già questo dibattito dimostra come ci siano ancora temi aperti, la necessità ancora di compiere delle ricostruzioni. In ogni caso noi avremo anche modo di sedimentare nel corso del tempo queste riflessioni e queste conoscenze. Do appuntamento quindi per domani mattina per l'ultima sessione del convegno, cui seguirà poi l'appendice del pomeriggio di domani, dando qui appuntamento a tutti domani mattina alle 9. Grazie.